storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi, siamo noi, padri, madri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi questo piatto di grano. La storia siamo noi questo piatto di grano. Grazie, alla prossima. Ciao. Questa mattina ho aperto con questa canzone di Erika Boschiero e questo coro meraviglioso di donne diversamente giovani, perché inizierò a raccontare questo libro di poesie, queste storie che poi vedrete. Il vecchio che racconta, testi di Mauro Toffolo, illustrazioni di Alice Quaglia, per far capire di cosa parleremo anche questa mattina, dei diversamente giovani, dei fragili, di quelle persone che non riescono da sole a gestire la loro vita, ma che si impegnano, che cercano di fare il massimo, abbandonati da tutte le istituzioni che dovrebbero essere a loro vicine, ma non ci sono. Poi vi racconterò quello che è successo ieri e questa mattina.
Allora, il vecchio che racconta, dedicato a tutte le persone anziane e particolarmente ai nonni, che so che siete tanti che mi guardate, perché nella loro esperienza germoglia la radice della nostra esistenza. Un loro insegnamento, un sorriso e un gesto affettuoso ci hanno sempre reso l'animo felice. Dovremo rammentare per poter un giorno con lo stesso amore ricambiare. Io ringrazio veramente Mauro Toffolo, già scrittore, poeta, accompagnato da Dino Longhino, segretario Centro Anziani Cendon, giusto? Sì, dobbiamo giusto. ricordarlo, perché se Mauro Toffolo è qui con noi è merito di Dino Longhino, che me l'ha segnalato. Io penso che non poteva esserci una più bella segnalazione di questo scrittore poeta. Saluto anche Francesca Cipelli, atleta paralimpica Tokyo 2020. Ciao Francesca, ti ringrazio veramente, guarda, perché mi siete preziosi questa mattina per capire cosa sta succedendo e se siete al corrente di quello che questa mamma racconta. E saluto anche Marcello Rigamonti, tecnico nazionale paralimpica di nuoto. Vi rammento che sono collegati con noi da Stoccolma Francesca Cipelli e Marcello Rigamonti, perciò veramente grazie Marcello anche a te di essere qui, perché sarà una mattinata molto importante per Mirella, ma per le persone alle quali io tutti i giorni cerco di dare quello che posso, una piccola risposta e un piccolo aiuto se posso. Allora io inizierei proprio da Mauro Toffolo, questo poeta, questo scrittore che è in sedia a rotelle ma che è vivacissimo, vive da solo, ha un appartamento dove lui schiaccia tutti i bottoni, se verge finestre, porte, se alza a tavola, la lavatrice va a trovarlo e dice cosa che c'è da lavare stamattina, dopo torna in drio. No. Ecco l'importanza dell'automazione, della robotica. Allora Mauro Toffolo, una decisione importante, Mauro, che hai preso, meglio vivere da solo che in cattiva compagnia. Ecco, questa decisione e questa sensibilità quando è nata? Prego Mauro. Allora, io non ho mai camminato, ho camminato con i bastoni fino a 62 anni, poi ho fatto un'ernia, ho dovuto mettermi in carrozzina, non c'era alternativa. Avevo una casa con le scale e quindi ho dovuto trovare un appartamento a piano terra e l'ho attrezzato con le varie domotiche che ci sono in giro. Questo mi ha facilitato perché negli anni metà anni 80 e 90 ho fatto volontariato occupandomi di barriere architettoniche, di macchine attrezzate. Scusa Mauro un attimo, perché io sono convinta che molti a casa non sanno cos'è questa parola, domotica. Cosa vuol dire Mauro? Allora la domotica praticamente che c'è un motore che io schiacciando un bottone apro e chiudo una porta oppure faccio fare un movimento che a me serve, o che per esempio ho la carrozzina elettrica a casa che schiacciando un bottone mi alza di 10 centimetri stando seduto, oppure mi mette in piedi. È una carrozzina molto particolare, costa l'ira di Dio, ma comunque serve perché mettendomi in piedi funziona l'organismo, funziona tutto. Ma questa carrozzina hai avuto degli aiuti, degli incentivi? No, oppure? No. Allora, io ho avuto esperienze negative per quanto riguarda la fornitura degli ausili ortopedici e a un certo momento ho deciso, avendo la possibilità economica, bisogna dire anche questo, ecco, avendo la possibilità economica vado dal mio fornitore abituale, gli dico mi serve questo e mi dà quello che voglio. Perché però tu stai dicendo, se la persona non è economicamente... Non è economicamente, fa fatica, perché bisogna andare dal medico, dal fornitore, poi bisogna fare il collaudo e non sempre arriva il materiale che è ordinato. E la commissione che decide? Commissione che decide, che non ti conosce, non sa le esigenze, perché non si fa una visita di 10 minuti e uno... Cioè bisogna... dopo anche persone come noi, tante volte mi trovo che i genitori, ma mio figlio se non fa sommi, non si muove, non mangia, non fa. E invece mio padre, per fortuna, e anche mia mamma, mi ha abituato che
Se riesci a fare i primi 2 centimetri, poi io faccio il resto. E io sono venuto su con questa mentalità da piccolo. Ho giocato, ho fatto tutto come gli altri. Non ho mai sofferto di solitudine, anche adesso se vivo da solo, a giornata mi alzo alle 6:30 del mattino e vado a letto alle 10. Mauro, quindi... forse hai la gioia di vivere che molti non hanno, forse anche questo? Non lo so, però trovo sempre qualcosa da fare, qualcosa da... Allora, io prima di presentare gli altri ospiti volevo raccontarvi, perché voi eravate qui quando ho chiamato Maria, disperata, che il marito ha questa visita, questa riabilitazione lunedì, ed erano completamente soli, non avevano la possibilità economica di chiamare qualcuno che li portasse a fare questa riabilitazione, e l'avete sentito anche voi, Maria piangeva. Io poi nel pomeriggio li ho chiamati, il problema è che sono nell'abbandono totale, perché loro non sono in grado di gestirsi, nel senso che non riescono a capire come funziona, chi deve muoversi, chi sono i nomi, ma è così dappertutto, quasi sempre, non sempre trovo come Mauro Tofolo. Allora ieri ho deciso di vedere cosa stava succedendo e mi sono mossa. Ho chiamato le varie Croce Rosse dei paesi vicini, perché ho chiamato anche Padova, ma Padova giustamente dice: Mirella, bisogna chiamare più vicino, perché visto che ci sono, ma erano tutte occupate, nel senso che avevano 2 macchine, hanno la convenzione naturalmente col comune, ma le 2 macchine erano occupate. Io ho detto nome, cognome, ho detto tutto, però non ne venivo fuori. Poi ho trovato un trasporto pubblico, scusate, privato, e costava 130 euro. Allora sapete Mirella com'è? Dico, ma come devo pagare 130 euro col mondo attorno di volontariato che tutti si danno da fare? E allora prima cosa mi ho messo a riparo questa persona, nel senso che ho chiamato la Dea Bellone, l'associazione Dea Bellone, insomma, Claudio Durante, amici, Enzo Andretta, associazioni combattentistiche, per vedere come fare per portare questa persona lunedì a fare questa riabilitazione, in maniera che, se tutti mi dicevano che non si poteva perché non c'erano i mezzi, e i mezzi sono pochi, le richieste sono tantissime, ascoltate quello che dice Mirella, visto che tutti sono in campagna elettorale, che fanno vedere che il mondo è rosa. Io stamattina, dalle 7 questa mattina, che chiamo per risolvere il problema di questo povero uomo. Io non so se ha torto, se ha ragione. Io so che lui e sua moglie, l'avete sentito ieri mattina, non riescono a gestirsi. Allora ho chiamato in maniera parato l'ostacolo, nel senso che ho trovato dei volontari, vi ho detto i nomi, che si sono resi disponibili ad andare a prendere questa persona lunedì. Ma non mi bastava, ho detto no. Allora ho chiamato chi di dovere. All'improvviso mi arriva una telefonata che la Croce Rossa ha già avuto la convenzione che lunedì va a prendere questa persona, che lui non sa, non sapeva che era già con la convenzione che andavano a prenderlo. Ma si può continuare così? Ma io posso arrabbiarmi tutti i giorni perché devo risolvere i problemi, perché uno non si parla con l'altro, uno non comunica, uno non riesce a capire i diritti, i doveri, cosa succede? Ma si può continuare a lavorare in questa maniera, nell'abbandono totale di queste creature che avete sentito, che non sanno difendersi, non sono in grado di gestirsi? Avete sentito anche ieri con l'oro, con le truffe. Ma possibile che la politica sia lontana 1000 miglia e pensi solo a quella maledetta sedia strappagata e non risolvono i problemi? Continuate a votare così. Guardate come siamo messi. E poi dite che non devo arrabbiarmi? 130 euro dovevo pagare perché nessuno sapeva niente, non c'era la possibilità? Allora, Francesca Cepelli, scusami, ma capisci l'importanza delle mie parole, la solitudine che tutti i giorni vivono queste persone che non sono in grado di gestirsi, non erano abituati, non gliel'hanno insegnato. Poi arriva il sole, siete voi che nonostante le gravi difficoltà della vita riuscite veramente a portare alto questo nome, l'Italia.
avete portato a casa 19, ma io ve ne ho dato 20 medaglie. Ecco, quando uscite la mattina i problemi non si contano, però li superate. Ecco, com'è la situazione anche a livello sportivo che vedi, Francesca Cipelli? Dimmi, perché almeno così vediamo un po' di sole in questa melma di fango. Prego. Allora, ciao a tutti innanzitutto, grazie mille Mirella di avermi invitato. E certo, chiaramente diciamo che come atleta di solito cerco di parlare dei lati positivi, soprattutto rappresentando l'Italia, anche se ormai è già qualche anno che non la rappresento più, perché non sono ancora riuscita a tornare ai miei massimi storici per la quale sto lavorando, però una delle ragioni per cui sono venuta qua è anche questa, la possibilità di riniziare da capo, perché sappiamo che il sistema sanitario da noi purtroppo, specialmente per noi persone con disabilità, non più che giovarci ci giudica, ecco. E infatti a me, te mi hai già vista varie volte, io cammino e tutto, però in realtà avevo già capito da tempo che mi serviva una carrozzina, e in Italia ero andata, quando ero andata a farmi rinnovare un tutore che mi serviva anche per atletica, poi avevo chiesto al fisiatra se, cioè, che passi dovevo seguire per farmi prescrivere una carrozzina. E lei mi guarda schifata e mi fa: ma te cammini, a cosa ti serve una carrozzina? No. E questo la dice lunga, secondo me, sulla cura e sull'assistenza italiana, sul fatto che il nomenclatore sia aggiornato al 92, che parlando in tema di ausili, protesi, ortesi, eccetera, è praticamente l'età della pietra. Quindi ecco, qua in Svezia invece è bastato che facessi richiesta, sono venuta a casa a prendere le mie misure, mi hanno invitata ad andare nel centro, ho provato una carrozzina, mi è andato prima una carrozzina manuale, ma che chiaramente non riesco a guidare da sola, perché ricordiamolo, io ho un'emiparesi destra, il che vuol dire che dovevo avere i comandi solo a sinistra, e dopo 6 settimane sono andata a ritirare la mia carrozzina, e tra 10 giorni vado a prendere anche il motore che attacco davanti, come il Tri-Ride, diciamo, se qualcuno sa. Quindi ecco, chiaramente questa è la mia esperienza, però diciamo che qui secondo me più che giudicarti cercano di aiutarti, ecco. Poi per carità non è rose e fiori neanche qua, però diciamo che in questo aspetto, cioè, per me è stato interessante e anche illuminante vedere la differenza e quanto possiamo ancora fare in Italia. Ecco, la burocrazia che c'è in Italia, gli impedimenti, come stai spiegando veramente tu e come ha detto Mauro Toffolo, prima di arrivare meglio che mi arrangi da solo, economicamente ce la faccio, meglio così, perché diventa un dramma. Allora, prima di parlare con Marcello Rigamonti, che è tecnico nazionale paralimpica nuoto, vorrei far sentire questo video di questa mamma di una ragazza diversamente agile, come chiamo io, e poi vorrei sentire cosa ne pensa Marcello Rigamonti. Grazie per il tuo nuovo invito e per la tua sensibilità su questo tema, di cui, lo sottolineo, nessun giornalista nazionale si prende la briga, ma soprattutto il coraggio di affrontare, perché bisogna anche a volte fare delle operazioni di verità, perché solo in questo modo le persone hanno la possibilità di prendere coscienza su alcune situazioni a livello sportivo nazionale e internazionale, e quindi possiamo tutti migliorare creando una società migliore e offrendo pari dignità sportiva agli atleti. Allora, noi siamo In Game, un movimento di opinione che è nato dopo le Paralimpiadi di Parigi, e in considerazione del fatto che, essendo la disabilità più diffusa al mondo, fino a questo momento l'Italia praticamente è riuscita a portare un unico atleta. Quindi, lo ricordo, un unico atleta a Parigi e 3 soli atleti a Tokyo, quindi con un decremento dei numeri.
E noi siamo nati per offrire pari occasioni a tutte e tre le categorie di disabilità, mi riferisco nello specifico anche alla categoria dei ragazzi e degli atleti con la sindrome di Down e anche alla categoria degli atleti con autismo ad alto funzionamento, attualmente totalmente esclusi dal circuito paralimpico, dalle Paralimpiadi, come ti facevo presente la scorsa volta con grande stupore, perché le persone danno per scontato che loro ci siano. Invece c'è un'assenza totale. Abbiamo avuto notizia da pochi giorni della produzione di un nuovo documento da parte del Comitato Italiano Paralimpico in merito alla partecipazione, per quanto riguarda le disabilità intellettivo-relazionali, al circuito IPC e al circuito Virtus. Lo ricordo che la prima categoria degli intellettivi ha 2 circuiti dove può gareggiare e in questo momento ci viene appunto detto che per creare un discorso anche più, come dice qui il Presidente De Santis, una strada univoca, di anno in anno gli atleti sceglieranno dove partecipare. E diciamo che non c'è stato alcun confronto sul territorio di questa cosa, noi non abbiamo copia di questo documento né sappiamo esattamente i contenuti, però ipotizziamo che se c'è stata una spinta così veloce a creare 2 binari completamente separati, sta a significare che esiste un documento internazionale di tale portata, perché altrimenti, Mirella, sarebbe ulteriormente discriminante per gli atleti italiani dover scegliere in esclusiva di anno in anno un circuito piuttosto che l'altro, mentre magari si ritrovano all'esterno, no, nell'internazionale, dove gli atleti non hanno la necessità di scegliere ma hanno la possibilità di partecipare ad entrambi i circuiti, uno diciamo per così dire più performante, di altissimo livello, e uno importante per la parte esperienziale. Ecco, quindi è stato un fulmine a ciel sereno, perché di fatto io ho ricevuto tantissime telefonate da famiglie disperate perché questa scelta invece di... Allora, Marcello Rigamonti, io non so dove sta la ragione, non è il mio tema, però io cerco di dare voce a tutte quelle persone che devono dire qualcosa, nel bene e nel male. Secondo te questa mamma cosa sta dicendo, Marcello, che te ne intendi, che sai, perché bisogna anche essere nel pezzo, non è che puoi parlare a vanvera o inventarti delle risposte o di criticare o di dire. Prego Marcello. Buongiorno a tutti. La mamma sta dicendo cose giuste, nel senso che tutto quello che lei dice è vero. Purtroppo c'è stata questa decisione che però, ecco, vorrei dire, non è a livello italiano, perché diciamo il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, si è semplicemente fatto da tramite di una scelta a livello internazionale. E quindi c'è questa profonda discriminazione per cui tutta una serie di atleti a livello mentale, cioè voi sapete che per esempio nel nuoto ci sono sia i fisici che i mentali, no? Quindi c'è la FIMP e la FISDIR, e gli atleti che hanno o una disabilità lieve oppure un alto funzionamento oppure hanno la sindrome di Down, a quel punto lì non possono partecipare alle Paralimpiadi, e questa è veramente una grandissima ingiustizia che sta andando avanti da tantissimi anni, e purtroppo questa è la situazione che non è facile da risolvere, perché deve essere risolta ad alto livello, a livello politico. Quindi secondo me dovrebbe essere un po' i nostri politici o quantomeno i dirigenti a cominciare a occuparsi di questa situazione, che è una profonda, insomma, non mette tutti nelle medesime condizioni. Cioè si parla tanto di inclusione, di dare a tutti l'opportunità di essere seguiti nello stesso modo. Facciamo tanta fatica, anche perché io, oltre ad essere allenatore della nazionale, sono anche presidente e allenatore della mia squadra, quindi me la devo un po' cavare. L'ho fondata, la Regione Veneto mi aiuta, ma dobbiamo comunque, grazie anche all'impegno dei genitori e delle famiglie, che sono poi la spina dorsale, come Giorgia, come la mamma di Giorgia, no? la signora Verin, insomma, qua la situazione è questa. Ascolta, Marcello, non la vedo bene. Marcello, scusami, ma
queste mamme hanno avuto il coraggio di dire una cosa importante. Ecco, a livello nazionale, sia anche a livello giornalistico, il tema non viene toccato, nessuno dice niente, nessuno prende posizione. Ma non ti sembra che sia il caso invece di prendere posizione, di unire le forze? Parte dall'Italia sta rivolta dicendo che questa è discriminazione, come hanno detto i miei ospiti quando ho avuto appunto la Federica Verin ospite. Ecco, che è una cosa incredibile. Come mai questo silenzio, secondo te, anche dagli addetti ai lavori, a quelli che sanno, e ti ringrazio veramente, guarda Marcello, è un onore averti ospite con Mauro Tofolo e Francesca Cipelli questa mattina, perché siete nel pezzo, sapete quello che dite, sapete qual è la verità. Tu non hai detto non è vero, o tu hai detto è vero quello che dice Federica. Come mai non si prende posizione alle persone che dovrebbero prendere posizione, che sono anche pagate per fare questo? Prego. Non lo so, sinceramente non lo so, anche perché federazione come la FISDIR, che è quella che dovrebbe portare avanti i diritti di questi atleti, fino adesso non ha fatto molto. Quindi se i diretti interessati, che sono poi quelli che dovrebbero provvedere al benessere dei ragazzi, a dare a loro obiettivi, non che non li diano. Adesso tra l'altro la FISDIR ha cambiato dirigenza, c'è un nuovo presidente, speriamo che il nuovo presidente abbia una linea diversa. Però se loro stessi di Federica non si battono per cercare di dare questa dignità, dirò a Federica di mandare il video a questo nuovo presidente, Marcello, e vedremo se risponderà, come risponderà, perché è un video molto importante, molto chiaro. Oltretutto sono mamme molto preparate, io non so ste mamme, ma sono mamme meravigliose, le mamme no fas, queste mamme, tutte le mamme del mondo, veramente, queste donne che invece, per fortuna che ci sono poi uomini come Mauro Tofolo, ecco, questo poeta che invece supporta queste donne con amore, con gentilezza, anche con delle poesie bellissime. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo salutare anche i tuoi collaboratori che sei ai telefoni, che sei bravi fiori, quando che noi altri vezzocci lo capiamo ne danno a mano. Congratulazioni anche per quelli che sei al telefono, bravi ragazzi. Dopo voglio dire che sta gente che è qua, ne dà una lezione di vita agli altri, che siamo sani, che siamo a posto. Dovremmo vergognarci, poi vediamo queste persone qua, gli altri italiani per bene, dovremmo vergognarci che sta gente venga trattata in questa maniera, si va a pagare, si porta a casa medaglie per l'Italia, tutto, neanche sui schede e medaglie di suoi compagni. È vergognoso, e la politica data comunità per mettere a posto l'Italia dal basso a dargli una mano a chi che ha più bisogno, Mirella, no a chi che stavo bene, che non, fa dire che non me ne frega niente. Bisogna aiutare sta gente, perché se uno che sta bene che è un campione, io gli fa 4 volte più fatica, perché quello che fa per esercitarsi, per stare in forma, per arrivare a fare una medaglia, perché è un sacrificio che noi non sappiamo neanche cosa che vuol dire, e c'è tutto giusto che fa alla nostra bandiera italiana, e poi è gente brava che si è fatto da soli, e c'è sempre soli nel senso che mi viene aiutai, tanta stima, tanti amici, ma del concreto, passi sta bene, passi, ma dai Mirella, mi vergogno di essere italiano quando che vedo queste robe. Grazie Rinaldo, grazie. Ti ringrazio anche delle parole, Rinaldo, devo correre, come vedete il tempo è tiranno e ho tanti ospiti. Essere, sentirsi. Spengo la televisione, subito cambia la situazione. Il mondo non esiste quasi più, sembra avere un'altra dimensione. Mi trovo a tu per tu con me stesso, non sono depresso. Nell'essere solo sento l'anima necessità di concretizzare la mia personale volontà, in libertà. Infatti, abitualmente, senza pensare con la mente, siamo troppo preoccupati della nostra visualità esterna, mentre veniamo perennemente soffocati dai ritmi della vita moderna, dove
Il presente è immediato passato ed il futuro invece è proiettato in un tempo senza ritorno. Complimenti Mauro per queste parole che hai scritto, essere e sentirsi, questa poesia molto toccante che fa riflettere, ma soprattutto il coraggio di vivere, di non essere depresso, di dire magari domani un altro giorno si vedrà. Fa parte del mio carattere, di come sono io. Chi mi conosce sa che non mi ha mai visto piangere, mai. Anzi, se c'è il problema, la mia filosofia è devo risolverlo. Non piangermi addosso. No. E io quando scrivo, tanto non avrei mai pensato di mettermi a scrivere, non sono poeta, non sono scrittore assolutamente. Diciamo che mi rilassa, mi diverte, soprattutto l'ultimo libro che ho fatto mi sono divertito moltissimo perché per me... Che si intitola? L'ho indirizzato alla signora Presidente del Consiglio. Ma dai? Sì. E praticamente è come avessi fatto un lungo colloquio con la Giorgia. E, diciamo che la politica mi ha sempre un po' intrigato, nel senso che l'ho seguita dall'esterno. E dopo non sono mai entrato nelle cose perché ho avuto altre necessitudini, E praticamente, ecco, la signora prima diceva appunto della figlia, è perché fa comodo, è scomodo occuparsi di determinate cose, perché si va controcorrente. Sì. E questo è il punto essenziale. Per esempio, io ho dovuto scrivere anche a Zaia per recuperare parte dei soldi che ho fatto tutti i lavori a casa, no? Per l'abbattimento barriere architettoniche. E gli ho scritto, la seconda raccomandata è un trevigiano che scrive a un altro trevigiano, cioè la seconda raccomandata mi hanno risposto e mi hanno indicato il numero di telefono, l'orario, l'ufficio e la persona a cui dovevo rivolgere. Perché tu non lo sapevi? No. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio! Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Mi scuso della voce, ma sono un po' carico e pazienza. Niente, è un periodo che vado a Padova, perché per motivi familiari vado a Padova. Padova la stanno smantellando, non capisco perché cos'è che la stanno smantellando. C'è cantieri dappertutto. C'è una devastazione del territorio perché hanno a fare, non so, un Philips o una cosa del genere, ma la stanno brutalizzando. Proprio, Mirella, guardi che non dico una bugia, la stanno brutalizzando. C'è un paese come Padova, architettonico, storico qui e là, stanno mettendo fuori tutte queste ferraglie, sembra di vedere la torre Eiffel smontata con tutti sti paletti di ferro. È una cosa, no, guardi, io tante volte gli dissi che andai addirittura 50 anni fa a Budapest e Budapest alla metro, a Budapest alla metro, che addirittura la linea rossa passa sotto il Danubio. No, in Italia non possono farla, devono fare i tram che sono ingorghi, perché oltre ad esserci le macchine ci saranno anche i tram. Basta Antonio perché non ce la faccio, ma sei stato chiarissimo, ti ringrazio, ognuno faccia le proprie riflessioni su quello che ha detto il nostro Antonio da Padova e poi cercate di fare 1+1 il risultato che verrà fuori. Allora, Dino Longhino, mi hai sollecitato dicendo: Mirella, io conosco questa persona, questo uomo che scrive delle poesie bellissime, dei libri bellissimi, mi farebbe molto piacere che tu lo invitassi. E naturalmente Dino Longhino è andato a spasso con Mirella, perché lui sa benissimo che a me fa molto piacere avere questi ospiti. Ecco, cos'è che ti ha intrigato di più di Mauro Tofolo quando l'hai conosciuto, Dino?
Sottolino. Beh, io di la verità l'ho conosciuto da giovanissimo perché eravamo compagni di scuola. Che bello. Anzi, alle medie. approfitto di salutare Stefano Cossutta, che è un altro ex alunno delle medie che ci sta guardando in questo momento. Salutalo. Ciao anche. Stefano. Ciao Stefano. Allora, quello che mi ha preso, insomma, a parte questo appunto che eravamo compagni di scuola, un giorno mi chiama che mi vuole regalare uno dei suoi libri e sono andato ben volentieri a trovarlo perché adesso è venuto a abitare tra l'altro vicino a casa mia e ho visto questa casa attrezzata, sembra di entrare in un cartone animato. Tutto bello, tutto perfetto, tutto che funziona. No, bisogna che i muri un po' strisciati. No, vabbè, adesso non specializzarti sulla pittura. Sul graffietto. Comunque questa casa tutta attrezzata, fatta su misura per la sua disabilità. E ho fatto i complimenti, bravo Mauro per quello che hai fatto, ma quello che mi ha impressionato un po' di più è l'espressione che ha Mauro addosso, cioè sempre tranquillo, sereno, rilassato, no? Sembra che sia più contento di me, che fortunatamente sto benissimo, non ho nessun problema, però lui nel raccontare le sue storie, la sua vita ti dà coraggio, ecco, perché vedi che insomma, nonostante abbia tutte queste problematiche, ti fa capire il mondo è esatto, dall'altra parte come funziona della medaglia. Francesca Cipelli, allora cosa vuoi dire a Mauro Toffolo e soprattutto anche come ha commentato Antonio da Padova, com'è in Svezia, ecco, la mobilità, prego, e cosa pensi di questo sport nel 2025? Io direi di iniziare intanto a chiamare sport tutto, ecco, Olimpiadi solo, ecco, perché penso che come andiamo nella Luna siamo anche culturalmente preparati per capire che è ora di smetterla con delle etichette. Prego Francesca. Allora, rispetto alla parola unica di Olimpiadi che stavi dicendo, in realtà lo pensavo anche all'inizio, ma adesso devo dire di essermi più orientata verso la divisione, nel senso che se parlassimo solo di Olimpiadi ci sarebbe il monopolio dei normodotati e ne avremmo lasciati in disparte. Per quello dici. È giusto che siano manifestazioni separate per dare visibilità ad entrambi ed è giusto che non siano insieme. Detto ciò, in Svezia la mobilità è molto meglio, secondo me è uno dei paesi più all'avanguardia d'Europa, con i paesi nordici che lo sono in generale, e in realtà l'ho scoperto specialmente adesso con una carrozzina da poco e diciamo che tutto qua ha rampe e ascensori, sì, a volte sono rotti da entrambe le parti della fermata della metro, ma comunque te lo dicono già dall'app dove sono rotti e che vie alternative puoi prendere, e soprattutto vengono usati dalla comunità, perché alla fine la cosa principale è che gli ascensori, le rampe e tutto non servono solo alle persone con disabilità, ma servono alla comunità, ai genitori con i passeggini, ai bambini piccoli che camminano poco, alla popolazione anziana. Quindi ecco, secondo me è da questo che bisogna partire, non dal fatto che servono solo a una categoria, ma che può beneficiarne la collettività. Grazie Francesca, ti ringrazio anche per quello che hai detto, anche se giustamente hai detto se vogliamo visibilità dobbiamo dividerci e dobbiamo chiamarci, ecco, in maniera diversa. Io penso invece, non so, adesso sentiremo anche Marcello, ecco, noi dobbiamo combattere invece, sì, giocare in maniera diversa, giustamente, non assieme, perché giustamente come dice Francesca non è la stessa cosa, però chiamare Olimpiadi e non Paralimpiadi sport e non para e
qualcos'altro, anche no. Vedo che Mauro mi dà ragione. È una questione di mentalità. È una questione di mentalità. Marcello, come commenti? Ecco, cos'è lo sport? Ecco, il tecnico nello sport. Ecco, questi campioni abbiamo visto, però hanno bisogno di una squadra, poi alla fine è la squadra che vince, sì il campione, ma è la squadra, il tecnico e tutto il seguito. Com'è la situazione dal tuo punto di vista? Prego Marcello. Diciamo che rispetto ad alcuni anni fa le cose stanno migliorando, nel senso che c'è maggiore attenzione a questo settore, ai settori paralimpici. C'è un maggiore rispetto, questo lo dobbiamo soprattutto a grandi campioni come Bebevio, come Zanardi eccetera, e anche nel nuoto sapete che la nazionale italiana di nuoto è campione del mondo, quindi tutto questo sicuramente aiuta. Volevo tornare sul discorso della collega paralimpica, che anch'io sono dell'idea che anche se chiamiamo tutto Olimpiadi, comunque le due cose dovrebbero essere separate, perché non c'è ancora uno spazio ben definito e quindi si perderebbe dello spazio. Però volevo ritornare anche sul discorso relativo al fatto che mentre i paralimpici fisici hanno un palcoscenico, purtroppo i paralimpici mentali non lo hanno, e questa, ripeto, è una profonda ingiustizia. E la cosa migliore da fare è quella di sensibilizzare, di non di lamentarsi, ma di cercare di lavorare. Per quanto riguarda lo sport paralimpico in Italia, diciamo che la spina dorsale delle attività sono sempre le società, cioè le società, le famiglie, i tecnici che si impegnano, che si danno da fare, che combattono una situazione, e quindi vuol dire in qualche modo trovare sempre mezzi, perché per esempio io mi occupo di piscina. Per nuotare bisogna avere l'acqua calda, per avere l'acqua calda bisogna andare alle piscine, le corsie costano, e quindi si riesce a fare attività grazie agli aiuti, diciamo, della Regione Veneto, ma soprattutto grazie agli sponsor che sono abbastanza attenti a tutte queste cose. Guarda, ti ringrazio Marcello di quello che stai dicendo, poi continueremo perché devo andare assolutamente in pubblicità. C'è Sandra in linea, ma prima voglio leggere questa poesia, perciò è dedicata anche a te e a tutte le donne, da parte di Mauro Toffolo. L'immagine di te. Ovunque guardo vedo il tuo sguardo, l'immagine di te che sento dentro me. Il pensiero ti rincorre negli spazi della mia mente. Sei allegra, quasi incosciente, divertente. Al chiaro della luna è inebriante la tua bellezza naturale, nuda. Il tuo respiro è delicato e frizzante, come la brezza del mare che sempre mi fa sognare. A volte sento il tuo petto ansimare come quello di due cavalli selvaggi spronati in una corsa sfrenata nella prateria sconfinata, mentre il sole nel mattino scioglie con i primi raggi le gocce di rugiada sulla fresca biada. Bellissima, bellissima. Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Io ringrazio voi perché Mirella, anche se aspetto 2 minuti di pubblicità, ma sai quanto sono affezionata a Rete Veneta, a te per quello che fai. E devo dire che il signor Toffolo e l'altro signore che è di fianco, cioè è di una sensibilità che purtroppo al giorno d'oggi manca, e queste poesie veramente mi hanno toccato il cuore. Se mi puoi anche dire dove posso comprarle, no, perché mi farebbe piacere rileggerle e vedere un po' il parterre di tutte queste espressioni così bellissime. Troveremo il modo di farti giungere un libro da Mauro Toffolo tramite Dino Longhino e Mauro, perché lo meriti per quello che hai detto, è molto bello. Prego. È bellissimo. Io auguro una buona vita, che viva fino a 100 anni, perché certe persone non devono morire.
Tutto qua. Grazie, un bacione, grazie. un abbraccio e buona domenica. Grazie cara ancora. Sandra, grazie. Vediamo se si è collegata Francesca Cipelli, perché era caduta la linea, no? Ma come capite eravamo a Stoccolma, non eravamo dietro l'angolo. Allora, Marcello, che messaggio vuoi dare questa mattina di speranza, soprattutto a questi giovani? Ecco, io dico sempre a quei buletti che tutti i giorni ne fanno una, ne combinano una, forse affidarli a voi non sarebbe mica male, invece di fasciarsi tanto la testa come fare per farli prendere un percorso giusto, perché lo sport è disciplina, vuol dire regole, fa bene alla salute. Ecco, quante cose potremmo fare, ma c'è qualcuno che guarda da un'altra parte. Marcello, cosa vuoi dire? E lo sport, soprattutto l'importanza dello sport, prego. Beh, insomma, innanzitutto volevo dire appunto che la squadra appunto che io seguo è Verona Swimming Team. Questa squadra praticamente è una squadra prettamente agonistica, perché noi crediamo che attraverso il confronto con gli altri, attraverso il confronto con se stessi si possa crescere. Noi ci impegniamo molto, abbiamo, come dire, una struttura piuttosto variegata, abbiamo 6 tecnici, cerchiamo di avere un rapporto atleta-allenatore. Vediamo anche le immagini, diciamo alla regia di mandare anche le immagini intanto che Marcello parla, questa pallanuoto paralimpica a Roma, a Vicenza, abbiamo diverse immagini. Prego Marcello, prego. Sì, abbiamo un rapporto da 1 a 3 a 1 a 4 e quindi cerchiamo in qualche modo di seguire gli atleti, e per ognuno di loro, che siano fisici o siano mentali, noi cerchiamo di dare, di costruire un abito tecnico o coordinativo adeguato. Messaggio che noi veramente siamo un servizio sociale, diventiamo indispensabili per le famiglie, ce la mettiamo tutta, siamo disponibili. Noi in squadra abbiamo sia atleti che vincono le Paralimpiadi, così come atleti che fanno attività per benessere e per crescita. Quindi non lo so, mi sembra che siamo qua sempre tutti a parlare dell'importanza dello sport, dell'importanza dei valori, dell'importanza dell'inclusione e tutto il resto, però poi dopo alla fine siamo noi società che dobbiamo combattere quotidianamente. Questo che vedete è lo sport, una nuova iniziativa tenuta da Mario Giuliano della FIMP, proprio per aumentare, diciamo, le opportunità, uscendo dallo sport, diciamo, individuale e andando più verso uno sport di squadra. Ma anche per questo, insomma, è un impegno importante. Tutto questo parte dall'entusiasmo e dalla voglia, ripeto, sia delle famiglie che dei tecnici, dei visionari che si impegnano, che si danno da fare. Poi, ripeto, abbiamo tanti amici, gli amici sono la Regione Veneto, sono gli sponsor, ma insomma quello che voglio dire è che ce lo dobbiamo cavare. È logico che se i ragazzi che fanno tutte queste stupidate in giro, che passano le serate a sbevazzare e a buttare via il loro tempo, facessero più sport, sicuramente tutte queste situazioni sarebbero migliori, e lo sport appunto è educazione, è la possibilità di occupare il tempo, di migliorare il proprio fisico, quindi vale per tutti questo messaggio. Marcello, quindi intanto ti ringrazio per quello che hai detto. Pensa che mi è venuto in mente, mentre guardavo queste bellissime immagini che hai mandato, che ho fatto un servizio proprio sui atleti diversamente agili a Lignano Sabbiadoro, che ha una piscina meravigliosa che penso che tu conosci, dove una ragazza che poi ho intervistato, diversamente agile, ho detto: ma quanto sei brava, perché quando l'ho vista scendere in piscina ho detto: ma come fa questa? Cioè aveva tutti i problemi del mondo nelle articolazioni, una roba incredibile.
lei mi ha detto: guarda Mirella, io in acqua mi sento libera, mi sento come tutti gli altri. Io sono in acqua, sono come tutti gli altri. È una risposta che mi ha fatto molto riflettere, Mauro. Certo. Ecco, la bellezza di questa creatura che nell'acqua finalmente si sentiva libera, si sentiva uguale a tutti gli altri, e tu la libertà la nomini molto nelle tue poesie, Mauro, prego. Sì, perché spesso mi sento libero, appunto, non perché adesso sono in pensione, ho lavorato prima, ma comunque non ho mai fatto molta strada, perché ho sempre espresso la mia opinione, anche se era contraria. Questo fa parte del mio carattere, della mia persona. Mi sono adattato spesso, però ho sempre cercato di fare il passetto in più, e questo mi ha portato, diciamo, ad avere molta autonomia, soprattutto negli ultimi anni, adesso insomma. È molto importante. Ecco, dopo io ho un amico che mi segue, è proprio un amico d'infanzia. E dopo ho un'altra amica, una ex collega, che anche quella, quando ho bisogno chiamo, arriva, e quindi non c'è. Praticamente in 3 persone mi gestisco. Hai detto poco. La fortuna di avere queste 3 persone. Queste 3 persone io riesco a gestire. Ma non è stesso. forse, Mauro, che tu sei una persona empatica, cioè riesci veramente a entrare anche nel cuore delle persone? Per esempio, se avessi davanti un disabile e gli dico: tu, la prima domanda che farei, tu cosa riesci a fare? Dopodiché, questa è l'educazione che ho detto prima di mio padre. Quindi papà non mi ha mai trattato coi guanti di velluto perché non camminavo. Mi ha detto: se riesci a fare questo, dopo di questo io ti aiuto. Non lo fai, resti. Mi ha detto: se non studi, stai a casa. Voleva farti sentire uguale a tutti gli altri. Poco. A scuola ho studiato. Dicevano sempre la solita frase: suo figlio non si impegna, potrebbe fare molto di più. E quindi, per scherzi, robe varie, anch'io ho fatto non bullismo, ma lo scherzo per divertirmi. Che è un'altra cosa. Ecco, e ho coinvolto amici, le persone che mi erano attorno, i ragazzetti della mia età, insomma. Ma quando facevamo lo scherzo era per divertire noi. E dopo, se l'altra persona non accettava lo scherzo, ma sì, dai, vieni qua, giochiamo stesso, che va tutto bene. Ecco, e si giocava assieme. Ma non pensi che sia anche un po' la burocrazia che veramente ha messo con le spalle al muro anche diversamente agili? Io ho sempre lottato contro la burocrazia, per questo che prima ho detto mando via raccomandate a nastro. Cioè, quando ho cambiato casa avevo un'infinità di problemi dal punto di vista burocratico, perché fare la fattura, bisogna fare la fotocopia, relazione tecnica, l'Enel che mandava le bollette nel precedente domicilio, oppure la team, diciamo lo stesso. E invece gli ho dato degli imbecilli, cioè in modo forbito, ma... Ad esempio raccontavi della pensione che adesso devi restituire 50 euro perché l'Inps ti ha scritto che ti ha dato troppi soldi e li vuoi indietro. Dal 22 mi è arrivata una lettera dicendo che mi hanno dato più soldi del dovuto, non chiesti da me, e quindi dovevano, in base al decreto, alla legge, alla circolare, tutto quello che gira, che io ho i numeri, però per trovarli, perché anche non lavoro col computer, lavoro con l'Olivetti 80, quindi la macchina? Macchina per scrivere, quindi tutto diverso. E mi è stato impossibile presentare il ricorso. L'avrei fatto se avessi avuto la documentazione completa, anche in Corte Europea hanno dei problemi, insomma. Quindi... Però hanno stabilito di essere rimborsati in 72 comode rate, quindi vado avanti fino agli anni 80. E mi hanno chiesto subito 1.740 euro. E subito? Sì, quelli ho dovuto pagarli subito, perché tanto se non li pagavo me li prendevano dalla pensione, quindi... È un automatico? Sì, in automatico.
Io non è che contesti l'errore, perché tutti sbagliano, tutto è possibile che ci sia l'errore, però è il modo in cui mi hanno comunicato che prima mi hanno cominciato a prendere i soldi e dopo è arrivata le 2 raccomandate con appunto scritto la circolare. E onestamente non ho potuto, perché andare da un avvocato, da qualcuno, inutile, cioè si perde tempo. Hai detto una frase che mi è rimasta, che mi ha molto colpito prima, Mauro. Hai detto a Silea sono in 27, risulta che hanno fatto questo solo a Silea. Allora, e poi aspetta, hai aggiunto forse che ha bisogno dei soldi e un po' qua, un po' là riescono a racimolare i soldi che mancano. Allora, se voi vedete la legge finanziaria di cui stanno discutendo, i soldi non ce ne sono da nessuna parte. Prima cosa perché hanno sperperato prima, dopo, durante, la politica ha sempre sperperato. E mi hanno detto, non ho verificato perché non ho tempo e anche non è che mi interessi più di tanto, che solo nel comune di Silea ci sono 27 persone che hanno avuto lo stesso trattamento, tutti disabili in carrozzina. Pensi in tutta Italia? O che hanno problemi comunque di movimento. Hanno tolto una parte della pensione. Per carità, non sono i 50 euro perché vivo lo stesso. Ma chi ne ha poca magari? Io quello che contesto è il principio, cioè c'è l'errore, mi mandi una specifica con scritto da quando, come, perché, e dopodiché mi dici come puoi restituire. Sì, ma speriamo che non abbia colpire pensione anche quei piccoli e basse, perché sennò restituire i soldi. Sono io che devo decidere. Mamma mia. Perlomeno vorrei essere io a decidere come rimborsare. Certo, non loro che decidono. Non loro che me li prendono e non posso. Dino Longhino, allora dopo ci rivedremo con loro, ma vuoi commentare qualcosa, vuoi dire qualcosa, vuoi salutare Marcello, cosa vuoi dire a Marcello e anche a Francesca Cipelli che non si è più collegata ma purtroppo è caduta la linea, prego. Sì. Voglio dire che io sono una persona fortunatissima perché non ho di questi problemi. Però sento parlare Mauro, la ragazza che non mi ricordo, la Francesca e quant'altro con tanto entusiasmo nonostante i problemi che hanno. Per cui mi sento ancora più fortunato per la fortuna che ho addosso di essere una persona sana, a posto e tranquilla. E saluto tutti quelli che ci stanno guardando. Un saluto anche alla Piera, che so che tutti i giorni ci guarda. Ciao Piera cara, ciao. Allora adesso saluto anch'io Francesca Cipelli e Marcello Rigamonti, atleta paralimpica Tokyo 2020 Francesca Cipelli, Marcello Rigamonti tecnico nazionale paralimpica nuoto. Continua così Marcello, grazie. Casomai dico a Federica Verin di chiamarti, magari non si sa mai, meglio. Ci conosciamo, ecco posso aggiungere una cosa? Prego. E niente, che appunto penso che al di là di stare a lamentarsi, quella che è la filosofia giusta è quella del signore di Mauro, che ha chiamato tutta la sua casa con la domotica, è quella di farsi carico delle cose, cominciare ad andare, la politica del fare. Questo poi perché qua tante volte si sta a lamentarsi perché, per come e via. Quando i ragazzi per esempio arrivano da noi non è che noi stiamo a fare tanto buonismo, ma forse può darsi, si nuota, ci si impegna, si viene 2 volte, 3 volte alla settimana, ti devi dare da fare, rimboccati le maniche, pronti via e si parte. Ecco, all'inizio alcuni rimangono un po' basiti. Ma forse però vedi, è la politica del fare che è la cosa importante. Sì, ma vedi Marcello, hai ragione quello che dici, ma il mondo del volontariato fa questo. Forse è la politica che dovrebbe venire un po' a scuola da noi per capire cosa vuol dire impegnarsi, agire, fare e non parlare. Capisci che visto che sono pagate profumatamente da noi queste persone dovrebbero fare questo, impegnarsi, agire e fare. Queste sono le parole che io mi sento di dire perché noi lo facciamo già nel mondo del volontariato e nel mondo dello sport. Grazie a te Marcello Rigamonti di essere con noi. Mauro e Dino rimangono ancora qui con Mirella un pochino, perciò pubblicità.
Toffolo, gentilissima signora Presidente del Consiglio dei Ministri, naturalmente Giorgia Meloni. Attenzione, gentile signora Presidente, una riforma costituzionale è molto pericolosa. Ricordi il tentativo disastrosamente negativo di un suo predecessore, Matteo Renzi, sconfitto dal referendum con molto fragore. Dall'elettorato è stato castigato. Il consenso popolare è precipitato dal 40% al 4%. È inutile qualsiasi giustificato commento. L'elezione diretta del capo dello Stato ci condurrebbe ad un presidenzialismo debole, perché l'inquilino del Quirinale nel suo operato sarebbe continuamente e politicamente condizionato o ricattato dal Primo Ministro e dal Consiglio dei Ministri. Mauro Toffolo, perché questo libro? Quando hai deciso di scriverlo e di mandarlo alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni? Io scrivo da parecchio tempo di politica in questa forma. Il libro è nato dopo una cena con gli amici, una cena diciamo un po' goliardica, come è il mio costume, e praticamente mi hanno obbligato a pubblicare il libro. Ho fatto fatica a trovare la tipografia per stamparlo, perché il discorso politico non è che sto chiedendo un mutuo, sto facendo, non mi conviene. Dopo ho chiesto dove pubblicano il giornale dei poeti e mi ha dato il nome della tipografia che ha stampato il libro. La signora mi ha semplicemente detto: guardi, faccia vedere. Sì, ma è arrivato questo libro alla Presidente? Sì, l'ho spedito 20 giorni fa. Quindi aspettiamo la risposta allora. Può darsi. Berlusconi l'altra volta l'ho mandato, non mi ha risposto, però il Quirinale sì. Il Quirinale ti ha risposto, perché hai mandato un libro anche là? La segreteria del Quirinale ha risposto. Avete capito? Allora, il calo crescente di partecipazione al voto per i partiti dovrebbe essere un motivo di profonda riflessione. Nella realtà, dopo qualche accenno di discussione, tutto cade nell'assoluto vuoto. La generalizzata ed inascoltata protesta è il sintomo di un diffuso malcontento. Per dimostrarlo, il voto mancato è l'unico strumento. Ad ogni elezione politica è sempre più accentuata la frammentazione partitica ed è maggiormente evidente il disarmante livello culturale dei nominati, eletti ai quali mancano il senso e la cognizione del concetto dell'organizzazione statale. Dino Longhino, cosa vuoi dire? Ecco, cosa senti tu da questi diversamente giovani quando si ritrovano al tuo circolo? Di cosa parlano? Di cosa hanno bisogno? Cos'è la mancanza che senti? La solitudine, i soldi, l'aiuto? Cosa senti, Dino? La maggior parte di quelli che vengono a frequentare il circo, i nostri anziani, secondo me, quello che percepisco io non è in quanto la mancanza di soldi, ma in quanto la solitudine che hanno nel rimanere chiusi in casa. Hanno bisogno anche loro di dei momenti di socializzazione, e il centro anziani, la partita a carte, la partita di chiacchiere, le lamentele sulla politica, cioè socializzare poi alla fine è quello che li fa trascorrere 4 ore il pomeriggio in compagnia e vanno a casa contenti. Ecco, magari bevono anche un bicchiere di vino assieme e giocano a carte e socializzano e vanno a casa contenti. Questi momenti per gli anziani sono molto importanti, secondo me. Allora, prima di lasciare questi due graditi ospiti, vorrei fare un appello a questi diversamente giovani di non aprire le porte, di non fidarsi di nessuno. Ecco, non aprite le porte a nessuno se non li conoscete, non siate così superficiali o voglia di incontrare qualcuno, perché poi succede questo. Andiamo a vedere Truffa, Oro, Mogliano. No, parte.
Non conoscono limiti i truffatori, specie quelli che pensano sempre a nuove modalità per raggirare gli anziani. Dopo la proposta di inserire in finanziaria una tassa sull'oro da investimento, ecco che arriva puntuale l'idea di derubare qualcuno. Stavolta però i due anziani di Mogliano colpiti, 2 over 80 ancora piuttosto lucidi, non sono caduti nella trappola di una sedicente signora inviata da un fantomatico ministero. Ecco la storia raccontata anche sui social. In mattinata a Mogliano una donna ha suonato il campanello di una coppia che vive in una villetta singola. Prima ha detto di essere inviata da Roma, poi ha proposto ai due una scontistica per apparecchi legati alla disabilità. Infine ha cominciato a chiedere ai due che tipo di valori avessero in casa, dicendo che aveva parlato con la loro figlia per una verifica. Non contenta, ha addirittura chiesto quando avevano fatto l'ultimo prelievo in banca e poi ancora altre cose legate al loro patrimonio. A quel punto gli anziani hanno cominciato ad insospettirsi, sia per le modalità, sia per l'incalzare delle domande, e l'hanno letteralmente cacciata di casa, comprendendo che qualcosa non andava. Subito dopo, alquanto sconvolti, hanno chiamato la figlia raccontandole il fatto e procedendo con la segnalazione ai carabinieri. Allora, Mauro, come vuoi salutarci e cosa vuoi dire dopo questo fatto, un altro tentativo di truffa? Non aprite le porte a persone che non conoscete, anche se sono in divisa, anche se si presentano nel migliore dei modi, anche se si vestiti da prete, da suori, da Croce Rossa, da carabinieri e da polizia. Purtroppo è la società che è così, cioè sempre peggio. Andiamo... Cioè una volta c'era il rispetto della persona, l'anziano veniva rispettato, le famiglie esistevano, adesso la famiglia non esiste più. Dove vivo io ci sono persone che vivono in 2, in 1, quindi non è che io faccia un'eccezione, sono nella norma, diciamo. Ecco, io faccio l'eccezione semplicemente perché ho la casa domotica, ma non perché vivo da solo. Questo è il punto. Grazie a Mauro Toffolo, questo scrittore e poeta. Lui dice non sono né scrittore né poeta, invece per Mirella è un grande poeta e un grande scrittore. Dino Longhino, come ci saluti? Ti saluto come al solito, innanzitutto ringraziandoti dell'opportunità che ci dai a me come centro anziani, ma anche alla gente come Mauro che ha bisogno di molto conforto, perché anche 2 parole di conforto sono molto importanti per persone come Mauro. E una persona che noi conosciamo, Davide, lo salutiamo, Dino, e magari lo facciamo incontrare Davide, anche Dino con la domotica. Scusami se mi sono dimenticato di te. Ciao Davide, ti ho promesso che un giorno vengo a trovarti al ristorante dove tu lavori. Ciao caro Davide. Ciao Davide. Ciao a Piera e a tutti i diversamente giovani di questo centro diversamente giovani di Silea. Ecco, ci vediamo presto. Grazie ancora a Mauro Toffolo, Dino Longhino, pubblicità. Ciao ciao. E siamo qui questa mattina con un'altra graditissima ospite che è Silvia Favaretto, Presidente Associazione Progetto 7 Lune.
ecco, che non è la grappa, ecco, No, perché c'è no. anche la grappa, 7 in 1, sbaglio. Piacevole, ma non è la ma stessa non è la cosa. stessa cosa, è un'altra cosa, è un progetto molto importante. Perché parla di cosa, Silvia? Allora, noi ci occupiamo di diffondere la cultura ispanoamericana contemporanea qui in Italia attraverso eventi d'arte, quindi inauguriamo mostre, presentiamo libri. È appena stato da noi l'altro ieri uno scrittore messicano, Fernando Elizondo Garza, che ha presentato il suo libro che io ho tradotto dallo spagnolo, e in un'edizione che è anche del progetto Sette Lune insieme a Morgana Ediciones in Messico e Papeles de la Mancuspia. E abbiamo presentato anche delle bambole d'arte di un'artista sempre messicana. Noi comunque lavoriamo cercando di promuovere quello che si produce attualmente nella contemporaneità in America Latina per portare un po' di bellezza, perché il mondo ha decisamente bisogno di bellezza. E soprattutto di colore, cosa dici? E di molto colore. Noi facciamo anche dei corsi di tessitura ispanoamericana, quindi ad esempio gli Ojos de Dios della zona di Wirikuta, piuttosto che sempre ricamo boliviano, ad esempio, che sono cose non tanto conosciute, ma ci teniamo molto a far utilizzare anche le mani come fanno nei popoli originari. E facciamo anche corso, ad esempio, di canto espressivo, piuttosto che di teatro ispanoamericano con il regista cubano José Manuel Díaz Luzardo. Insomma, abbiamo una serie di collaboratori ispanoamericani come la coreografa Jennifer Cabrera, e cerchiamo appunto di portare un po', come dicevamo, di colore, di luce, di speranza in questi tempi che a volte sono un po' bui. Allora, quello che volevo capire, quando nasce questo progetto e perché ti ha intrigato così tanto, ecco, questo popolo, questa nazione, ecco, questo modo di vivere molto allegro, molto colorato, molto vivace anche, ma anche pericoloso a volte. Prego. Sì, allora l'America Latina è un territorio vastissimo e io ho una parte della mia famiglia in Argentina e in Colombia, quindi ho il privilegio di conoscerlo da vicino. Come tutte le persone che hanno due luoghi d'origine, mi sento benedetta da questa cosa, perché posso conoscerli in profondità entrambi e trovare dei punti di contatto anche tra i vari popoli. E io sono andata in America Latina molto giovane, in un periodo particolarmente oscuro della mia vita, e mi sono sentita rinata, accolta, circondata di amore, e questo io l'ho sentito come poi un qualcosa da restituire. Quindi l'associazione nasce 11 anni fa come un mio desiderio, insieme a dei collaboratori che mi hanno aiutato, di ridare all'America Latina tutto quello di importante che mi aveva dato. Perciò facciamo anche conferenze, dei festival contro la violenza di genere come il Grito de Mujer, che facciamo in marzo, si fa in contemporanea in 40 paesi ed è stato ideato dalla Repubblica Dominicana, dalle Mujeres Poetas della Repubblica Dominicana. Collaboriamo con tante entità in America Latina e in particolare con una che si chiama Casa del Poeta a Monterrey, Mexico, dove ho avuto l'onore del tutto inaspettato che fosse intitolata a mio nome, perché io stessa scrivo e pubblico libri. No, sento la regia. Una cosa che volevo chiedere a Silvia Favaretto: cosa ne pensi dell'immigrazione e della migrazione? Così criticata, così contestata, ecco, così poco accolta, eppure noi siamo stati un popolo emigrante, un popolo... Come vedi tu questa situazione? Perché questo non voler vedere con gli occhi anche un po' pietosi di queste persone che scappano dalle guerre? Non sono tutti delinquenti quelli che scappano, oppure abbiamo visto come vivono, dove vivono, chi non vorrebbe cambiare, visto ormai che le immagini nel mondo ci sono, perché come arrivano le armi arrivano anche le immagini, ma il mangiare no, ecco, l'acqua, l'elettricità no, però le armi sì, ma le immagini arrivano. Queste persone che oltre a scappare cercano di trovare un posto migliore. Come vedi tu che vai, che giri, ecco, questa migrazione, questa immigrazione? Allora, diciamo che io credo di avere un punto di vista sicuramente di parte, ma anche privilegiato, perché oltre a essere presidente dell'associazione culturale, viaggiare spesso in America Latina, sono anche un insegnante della scuola media. Ho 238 alunni, molti di loro NAI, neoarrivati in Italia o comunque con genitori stranieri, e vedo insomma nei loro occhi la voglia di essere accolti, di essere accettati, di essere integrati. È chiaro che non si può fare di tutta un'erba
un fascio, quindi io capisco anche le persone che si preoccupano di fronte a queste ondate di migranti, ma non dobbiamo dimenticarci che migranti lo siamo stati anche noi, come ci dicevi, e nell'ultimo mio romanzo che si chiama Viola Pervinca io traccio la storia della mia famiglia che è originaria di Marocco di Mogliano e il mio trisnonno è immigrato in Canada, ad esempio, anche lui ha fatto queste traversate di giorni, dei viaggi strazianti in cui molti anche stavano male, morivano eccetera, per darsi da fare e lavorare in maniera dignitosa e onesta, insomma, ed è grazie a questo sacrificio che lui ha fatto tanti anni fa che poi la famiglia ha potuto prosperare e resistere, quindi se io sono qui lo devo a un migrante e non devo dimenticarmi di questo, e siccome per lui ormai io non posso fare niente, ma la stessa gratitudine la posso riversare sui miei studenti o su tanti ragazzi che adesso stanno arrivando appunto dall'America Latina e ci hanno accolto in quel momento, no? Nel dopoguerra l'America Latina è stata un teatro di accoglienza, cioè chi arrivava con voglia di lavorare gli si dava addirittura un pezzo di terra, gli si dava la nazionalità ai figli immediatamente. Non dobbiamo dimenticarci che quello che noi abbiamo ricevuto è forse adesso il momento di restituirla. Allora Silvia Favaretto, quello che noto non nei giovani, i giovani sono molto più aperti, i giovani hanno un'altra visione dell'accoglienza e del rispetto dell'accoglienza, tanto è vero che appena possono vanno all'estero, cercano di aprire le menti, capire cosa c'è dall'altra parte del mondo. Il problema sono i diversamente giovani, quelli che veramente hanno provato anche la guerra, l'emigrazione, la migrazione, i parenti, i figli, che sono diventati così ruvidi, così chiusi in se stessi, che vedono il diverso come un problema, non come un'opportunità. Lo noti anche tu o lo noto solo io? Sì, allora devo dire che io credo che sia un problema dato dall'isolamento. Quando restiamo soli è facile sclerotizzarsi, no? Restare fissi, fermi in certe idee che magari hanno bisogno invece del confronto per progredire, per permettere alla persona di migliorarsi a qualsiasi età. Quindi io credo molto nell'associazionismo, credo che questo che facciamo io come gli ospiti precedenti che hai presentato sia un tassello importante a livello sociale e anche a livello politico, perché quello che noi facciamo è dare un'opportunità a queste persone, i diversamente giovani come dicevamo prima, piuttosto che i soci e le socie che si iscrivono alla mia associazione, che hanno fame, hanno voglia di confronto con l'America Latina piuttosto che con altre realtà. E stare insieme, discutere, parlare, influenzarsi mutuamente, mantenere una mentalità aperta sono fondamentali anche per non invecchiare dentro, per non invecchiare mentalmente. Iscriversi ad esempio a un corso, ad esempio non so, di tessitura ispanoamericana, muovere le mani, lasciarsi affascinare dalle geometrie, dai colori, si tratta di geometria sacra, quindi ha un influsso positivo sulla nostra mente, sul nostro corpo e sul nostro cuore. Quindi invito tutti i telespettatori che magari vivono una vita semi-reclusa contro la loro volontà perché non sanno che cosa fare, o i loro figli, chi li accompagna, accompagnate queste persone in questi centri dove possono confrontarsi con altri e mantenersi felici e mantenersi giovani. Non sempre si può scegliere la felicità, ma in questi casi sì, è una presa di coscienza e una decisione, quindi iscrivetevi alle associazioni sul territorio, ce ne sono moltissime per tutti i gusti. Noi siamo in quartiere Aretusa 61 a Mestre, ecco. Sta per partire un bellissimo corso con Lucia Guidorizzi, che è una grande scrittrice, che parlerà di donne mitiche, cioè delle donne della mitologia greca e quali sono i loro insegnamenti per noi oggi, perché anche se si tratta di cose che pensiamo antiche, in realtà hanno ancora tanti suggerimenti per noi. Adesso non so chi era da Mestre che mi diceva a Mestre non c'è niente, non so dove andare, allora richiamami che ti do il numero di Silvia, così potrai veramente essere meno sola. Ecco, ti aiuteremo a cercare di trovare un po' di serenità. Abbiamo Maria in linea. Ciao Maria. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Non ci crederai alle tue orecchie, ti passo Valerio. No, so già tutto Maria. Maria, so già tutto Maria. Non serve che dite niente, so già tutto, ne ho parlato stamattina, state sereni e tranquilli, abbiamo risolto il problema, ecco, tranquillo, è tutto a posto, vai tranquillo. No Valerio, perché non voglio creare dopo, ne vengo fuori. Stai tranquillo che è tutto a posto, stai tranquilla Maria.
tutto risolto, poi vi chiamo dopo quando ho finito la trasmissione. Il problema è che abbiamo risolto questo problema importante. Grazie comunque Maria, e vai tranquilla che non c'è problema. Ecco, il problema è della comunicazione, cioè tante cose che questi diversamente giovani non riescono a gestire, ma perché non sono stati abituati, non sanno a chi rivolgersi, tanta burocrazia, tanti numeri, ma tanta solitudine. Se non so come comunicare, con chi comunicare, ecco, dopo sono confusa, tutti questi numeri, questi uffici che ti spostano da una parte all'altra. Ma in America Latina come funziona? No, perché delle volte diciamo, mi sembra di essere nel terzo mondo, dice qualcuno che chiama. Prego. Sì, allora io penso che sia inevitabile questa corsa della nostra società verso la tecnologia, che non sempre è d'aiuto, soprattutto per le persone più anziane, ma insomma mi ci metto dentro anch'io perché non sono particolarmente tecnologica e delle volte devo chiedere addirittura ai miei alunni che mi aiutino con queste modalità nuove. E è una battaglia contro i mulini a vento, nel senso che la società va verso quella direzione. Noi non possiamo opporci, anche perché comunque la tecnologia, l'informatica possono anche aiutare la nostra vita, renderci più accessibili determinati servizi o determinate zone che magari resterebbero tagliate fuori. Però non bisogna dimenticarci che non siamo dei robot, non siamo delle macchine. Le persone anziane hanno bisogno di un'assistenza viva, non di una intelligenza artificiale, certo, che comunichi con loro, ma di una persona in carne ed ossa che li guardi, che li ascolti. È un tipo di comunicazione che avviene attraverso il corpo, non possiamo delegarlo a uno schermo, un telefonino, delle cose da digitare. Loro appartengono ad un mondo diverso che è cambiato con una velocità allucinante. Io sono del 77, quindi sono della generazione ponte tra quello che era una modalità di vita che oggi è quasi irriconoscibile. Io che sono al centro riconosco i benefici delle nuove invenzioni, ma anche i punti critici, le difficoltà insormontabili di certi nostri anziani. Pensa Silvia che ho avuto un cardiochirurgo, perciò non l'ultimo o un chirurgo, ma un chirurgo comunque, che si parlava dello SPID. Ha detto: guardi Mirella, che anch'io ho fatto fatica, non riuscivo, non è mica così semplice. Ecco, volete capire che forse, come dice Silvia, avete corso troppo, qualcuno ha corso troppo rispetto all'insegnamento, alla cultura che abbiamo dato, perché quando io cito l'Australia, questi diversamente giovani, come li chiamo io, adoperano l'iPad, tutti questi strumenti, perché li hanno abituati, li hanno insegnato. Noi invece dalla sera alla mattina abbiamo tolto il denaro e gli abbiamo dato la carta di credito, mentre per loro era importante, perché si recavano nell'ufficio, parlavano, sapevano cos'era il denaro. Cioè all'improvviso tu non puoi cambiare le regole che fino all'altro giorno hai dato, perché anche mentalmente non è così semplice. C'è chi è portato, più tecnologico, ma anche quello che non è portato. Ecco, perché questo correre troppo su cose che poi qualcuno sta facendo dei passi indietro, ma servono veramente o serve qualcos'altro? Prego. Allora, è un po' un problema generale della nostra società, questo affanno, questo correre continuamente, quel non riuscire neanche a godersi le parti belle della vita, no? Siamo stressati, siamo depressi, siamo con gli attacchi di panico, con le forme d'ansia, perché poi il corpo subisce questo modus vivendi che non è adatto all'essere umano. Siamo, come eravamo in origine, degli animali che hanno bisogno del tepore di una tana, che hanno bisogno di costruire il proprio branco, di fidarsi, di andare insieme, di costruire. Ecco, stiamo lasciando sempre di più la nostra parte più naturale, più collegata all'elemento selvaggio che c'è in noi, ce ne stiamo dimenticando e ci fossilizziamo invece in una mancanza di rete, in un isolamento, in una paura, in una incomprensione anche di noi stessi, e da questo l'abuso di farmaci, eccetera, eccetera. È un po' una riflessione generale che dovremmo fare su quelli che sono i valori della nostra vita, quello che noi desideriamo, quello che ci dà felicità, e perseguire quello, non i doveri frenetici che ci portano a ritrovarci alla fine della nostra vita chiedendoci: ma
che cosa ho fatto del tempo che mi era stato dato a disposizione? L'ho usato per la bellezza, per la generosità, per sentirmi vicino agli altri, perché sono quelle poi le cose che invece alla fine dei nostri giorni ci fanno sentire che abbiamo vissuto una vita degna. E allora andiamo a vedere proprio cosa ho fatto io per rendermi utile questo salvataggio di questo anziano. Andiamo a Padova e poi lo commentiamo con Silvia Favaretto. Bello. Non mi sento un eroe, è una persona qualunque che passava per caso, ho visto una persona in difficoltà e ho ritenuto prioritario salvarla, tutto qua. La prima cosa che mi viene in mente è bene per il signor Giuseppe, è importante che lui sia salvo e poi chiaramente che sia andato bene per tutti quanti. Non mi sento un eroe, a dirti la verità, mi sento una persona normale e così vorrei che fanno tutti. Non ho pensato due volte, ho visto una persona che stava morendo là, ci siamo buttati subito, non c'era niente da pensare. Una questione di attimi, l'auto con Giuseppe, un anziano di 85 anni che affonda nel canale Battaglia, loro che di fatto insieme, senza essersi mai visti prima, si lanciano in acqua. Non si sentono eroi Giuseppe Potenza, colonnello dell'esercito non più in servizio, ed Elton Zefi, 32 anni, originario dell'Albania, stavano passando per caso, hanno capito che c'era una vita da salvare, che la corrente del canale Battaglia stava per trascinare l'auto a fondo e si sono lanciati. In quel momento là ho tolto i vestiti, un signore lì che era molto coraggioso, grazie a lui siamo riusciti a portarlo in salvo. Mi fa aspetta che ti dico io quando entrare. A quel punto abbiamo visto che la macchina proprio affondava e lui mi dice dai buttiamoci, si è buttato lui per prima, dopo io, dopo di lui. È stata un'operazione, chiamiamola così, coordinata in brevissimo tempo. Il mio background militare in termini di addestramento sia fisico che in termini di prendere decisioni in maniera rapida è stato, credo, determinante. Però sono attimi in cui non hai tempo di pensare cosa mi succede, cosa potrebbe succedermi. Vedi una persona in difficoltà, in una situazione del genere, poi i secondi sono veramente pochissimi, l'acqua era gelida, stava sprofondando la macchina e quindi mi sono tuffato e il ragazzo albanese mi ha seguito subito dopo e insieme siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe. Una volta a riva entrambi hanno iniziato a respirare, a sentire freddo, ma il cuore era leggero e soprattutto l'anziano stava bene, non aveva mai perso conoscenza, è stato visitato e già dimesso dall'ospedale. In serata la telefonata a Elton e Giuseppe, i suoi due angeli. La vita va avanti, ma il gesto di un attimo sperano possa servire. Io spero che questo mio gesto, con quello aiutato da Anton, serva a dimostrare qualcosa a qualcuno. Bellissimo questo gesto, ne parlerò con Silvia Favaretto. Certo che questo diversamente giovane, una roccia, diciamo all'acqua fredda. Colonnello dice noi siamo anche preparati, abbiamo avuto appunto sì, facendo questo lavoro siamo anche fisicamente molto preparati, ma questo diversamente giovane, altro che una roccia con l'acqua gelata e soprattutto nel momento del bisogno non c'è colore, non c'è nazionalità. Mi ho sentito l'albanese e l'italiano che si tuffano perché c'è il problema di salvare qualcuno. Ecco, cos'è l'aiuto nel 2025, Silvia Favaretto? E noi vediamo tutti lontani, ma poi vediamo queste realtà e non è la prima volta, il rumeno, il cinese che aiutano anche gli altri. Ecco, bisognerebbe iniziare a parlare di persone più di parlare da che paese vieni, chi sei, perché noi dobbiamo mettere sempre le etichette. Prego. Certo, intanto mi sembra importantissimo che la televisione metta in onda questo tipo di servizi positivi, questi servizi che ci fanno credere di nuovo nell'umanità. Antena 3, Media Nord-Est, Rete Veneta, grazie. E che abbiamo bisogno di belle notizie, abbiamo bisogno di vedere solidarietà, abbiamo bisogno di questo tipo di esempi, proprio come società dobbiamo ricevere non solo immagini sempre di disgrazie, di cose terribili, di guerre. La nostra speranza per alimentarsi ha bisogno di servizi come questo che Antena 3 ha appena mandato in onda. L'altra cosa che mi sembra straordinariamente metaforico, che queste due persone che potrebbero essere state inventate da uno scrittore invece sono reali, un uomo anziano in pensione, un rappresentante delle forze dell'ordine, quindi l'importanza che le nostre forze dell'ordine hanno nel mantenere il nostro territorio al sicuro sempre, perché uno che fa quel tipo di lavoro continua a farlo fino alla fine dei suoi giorni. Il
pensionamento non esiste e quindi immediatamente pronto a gettarsi in acqua. E dall'altra il giovane, un giovane che è proveniente dall'esterno ma che sta parlando in italiano, che è qui per lavorare, per darsi da fare, che è l'immagine di una nuova società che si sta creando, che è una società mista, una società dove conviviamo e che lui per primo, pure insieme all'anziano gendarme, si spoglia, entra nell'acqua gelida per aiutare uno di qua. Ecco, forse questa è proprio un'immagine che riassume in maniera straordinaria la direzione verso la quale dobbiamo andare ed è anche un bellissimo esempio di quello che significa essere un uomo, no? Parliamo tanto di violenza di genere, giustamente, la maschilità, quello che è il prendersi cura, il proteggere, il curare, è rappresentato da queste persone che si gettano contro il pericolo pur di salvare una vita. Questo è l'essere uomo, non comandare, non avere la forza, la violenza, è mettersi al servizio, proteggere, curare le proprie donne e chiunque nella società. Il rischio è il mio mestiere, anche no, qualcuno dice, invece poi vediamo invece che queste persone hanno fatto proprio questo, incuranti del rischio, ma l'obiettivo era riuscire a salvare questa persona che li chiama angeli, giustamente. Un'altra cosa che volevo capire, anche 7 lune, perché 7 lune, Silvia? Allora, il 7 è il mio numero magico e io credo che ci siano talmente tante cose belle nella vita che è un po' il dovere di chi ha un'associazione culturale farne parte con gli altri, no? Condividere quello che è bello proprio per alimentare la speranza nel mondo. E 7 sono le 7 arti, le 7 note musicali, i 7 colori dell'arcobaleno, quindi veramente l'arte è collegata a questo numero. E la luna è un po' l'elemento femminile nella nostra cultura, quell'elemento notturno, è una luce che non acceca gli occhi come il sole, è una luce che illumina con gentilezza, con accortezza. E anche la luna è sempre abbinata alla poesia, alla letteratura, quindi i campi che la nostra associazione sonda sono proprio questi, della letteratura, l'arte, la musica, e quindi mi sembrava che fosse una buona maniera di riassumere i nostri interessi. Allora andiamo a vedere questo servizio sulla Madonna della Salute, andiamo a Venezia, poi lo commentiamo con Silvia Favaretto. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Privato della libertà in un paese lontano, del confermare la mia e penso la vostra vicinanza ai familiari, agli amici, ma in particolare a mamma Armanda e a papà Ezio. Ci affidiamo nella preghiera alla sollecitudine materna della Madonna della Salute, la Madonna dei Veneziani. Prenda cura di questo veneziano che vogliamo presto ritorni in mezzo a noi. In una festa della Madonna della Salute sferzata da un vento gelido e dalla pioggia, ma con la città salvata dall'acqua alta grazie al sollevamento del Mose, nella messa pontificale, cuore della festa, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha rivolto un pensiero al cooperatore veneziano da oltre un anno prigioniero in Venezuela, esprimendo vicinanza ai genitori di Alberto Trentini, citandoli per nome. Il patriarca, all'inizio dell'omelia, ha ricordato anche il sindaco Brugnaro, assente per il lutto della scomparsa della mamma e rappresentato in Basilica dall'assessore Venturini, con le maggiori autorità cittadine, civili e militari. Un altro passaggio chiave della riflessione di Monsignor Moraglia, donata alla città, è stata sull'importanza delle relazioni umane. Quello che spesso manca ai discepoli, al modo di relazionarsi alle persone, alle situazioni, ai beni, è la mancanza di libertà, è il non appartenere abbastanza al Signore. Ma qual è il motivo? Perché siamo così fragili? La mancanza di umiltà, la sola che oltre a indicarci la verità ci consegna e
ci fa spazio nel nostro cuore a Dio. Molto belle, molto toccanti queste parole del patriarca che abbiamo sentito, ma soprattutto l'importanza di riflettere. Colgo l'occasione per fare anche le condoglianze al sindaco Brugnaro che ha perso la mamma. Ecco, profonde condoglianze, perché la perdita della mamma è una perdita molto grave, molto grande, indipendentemente dall'età. La mamma è la mamma. Detto questo, volevo capire, Silvia Favaretto, cos'è soprattutto la preghiera nel mondo latino, la fede. Ecco, che vediamo anche, nonostante il tempo che era inclemente ieri, tanti fedeli. Cos'è la fede nell'America Latina? Allora, a questo riguardo vorrei dire due cose. Ti ringrazio per la domanda, perché insomma non è così consueta, invece è una tematica importante. Una cosa che noi abbiamo perso, credo, tra le tante nella contemporaneità, è la necessità del rito, della ritualità, del fare assieme in comunità un gesto di tipo simbolico. Stiamo tralasciando completamente il simbolico per fermarci solo su quello che è scientifico, razionale, utile ai fini economici. Invece, questo non lo dico io, lo diceva in particolare Giuliana Grando, che è stata una mia grande amica che è scomparsa, psicologa, psicanalista, e la ritualità è un qualche cosa di necessario anche per processare, ad esempio, i momenti difficili della nostra vita, come nel caso del lutto che hai menzionato, e ovviamente quello in assoluto più devastante è quello della madre o del figlio in parallelo. Quindi cerchiamo di evitare il dolore, lo buttiamo via come se fosse qualche cosa che si estirpa facilmente, invece quando lo butti dalla finestra rientra dalla porta e viceversa, e quindi poi lo patiamo a livello di corpo, no? Le malattie psicosomatiche, eccetera. Quindi la religiosità, che da tanti è bandita perché magari non si ritrovano all'interno del credo cristiano cattolico, e anche questo è comprensibile, ognuno ha diritto di scegliere la propria spiritualità, ma una spiritualità va scelta, perché è una parte importante della nostra vita che non possiamo eliminare, che ci aiuta ad affrontare le varie difficoltà. In America Latina c'è una religiosità molto forte, e in particolare il culto verso la Virgen Dolorosa, la Vergine con le spade che trafiggono il cuore, piuttosto che tante altre anche vergini nere, no? Di colore nere, che il popolo, ad esempio in Perù, identifica con le donne dei popoli originari, o figure come la Pachamama, quindi la madre terra, la montagna, che ha la posa proprio della Madonna che con la sua veste accoglie i pellegrini e i fedeli. La madre dolorosa perché? Perché il popolo latinoamericano spesso è stato vittima di dittature, genocidi. Ricordiamo ad esempio le Madres de Plaza de Mayo, chiamate las locas, le pazze, con riferimento alla dittatura argentina che è stata dal 76 all'83, quindi non stiamo parlando di centinaia di anni fa, ce la ricordiamo tutti, insomma. Recente, purtroppo. Infatti. E quindi in quel caso più di 30.000 ragazzi sequestrati, torturati e fatti sparire, e la richiesta delle madres, che sono come la madre dolorosa, la madre di Dio che ha vissuto la morte di suo figlio. Quindi è facile identificare lo strazio che significa la perdita di un essere amato con la sofferenza della Madonna. Quindi anche lì si ritorna al simbolo e alla necessità del rituale per andare oltre le mancanze che subiamo, che ci vengono inflitte. Allora vediamo anche il Vox Fedeli Salute. Sferzata da un vento freddo che nel corso della mattinata ha soffiato attorno ai 40 km/h, una temperatura che al momento della messa officiata dal patriarca Francesco Moraglia non andava oltre i 6 gradi e bagnata da una pioggia leggera ma costante, la festa della Madonna della Salute 2025 non ha registrato i numeri dell'anno scorso, quando in una giornata di sole per poter entrare in basilica la fila si snodava per centinaia di metri. Ma con meno turisti, la festa è stata per così dire più veneziana. Buongiorno. Venezia. Maestre. Vabbè, la stessa, sì, la stessa cosa. Comunque ci è venuto anche se oggi la giornata ma non sì, era... anzi è stato meglio così meno gente, più possibilità di entrare, tutto bene insomma. Più raccoglimento anche più raccoglimento, qui. certo. Lei è di Venezia? Certo. Venite sempre?
Sì, siamo sempre qui per la Madonna della Salute. Ne ho visti parecchi, sono già oltre gli 80. Ah, addirittura. Ma tra l'altro oggi che fa brutto tempo è venuto lo stesso. Sì, perché alla Madonna della Salute non c'è tempo che tenga, bisogna andare. Siete d'accordo? Assolutamente sì. Noi siamo della provincia di Varese ma viviamo qua a Venezia. Ma è la prima volta che viene. Secondo anno. Cosa ne pensa? Allora, è una bella esperienza, cioè un bel, diciamo, pellegrinaggio, anche come l'atmosfera, molto carina, bella. Non ho voluto mancare neanche quest'anno nonostante il tempo sia un po' inclemente. Sì, sono voluta venire anche in compagnia con le mie colleghe. Sono veneziane loro o sono anche loro di Varese? Di dov'è? Pugliese. Tutti comunque sono arrivati alla Salute a piedi asciutti. Attorno alle 9 le barriere del Mose si sono sollevate per alcune ore, evitando per la 119esima volta l'acqua alta a Venezia. Allora, quello che volevo capire dopo aver visto questi servizi molto importanti, la religiosità, l'importante è esserci, specialmente i veneziani, fa parte della nostra tradizione, del nostro credere. Quando arrivi in Italia, Silvia, oppure dall'Italia vai in Argentina, in America Latina, che differenza noti come prima cosa che senti, che vedi? Allora, innanzitutto dico una cosa che non so se sarà molto popolare, ma sono abituata a dire la verità. Io mi sento poco italiana e mi sento molto veneziana. Sì, sento l'appartenenza alla città e originariamente, insomma, dalla parte della nonna materna sono di Castello, del sestiere di Castello, quindi uno dei sestieri anche più esatto, e quindi sento molto la città, la sento molto mia, e ho scritto anche un libro appunto al riguardo che si chiama Verde Laguna. Però mi sento altrettanto latinoamericana, quindi per me andare lì o venire qua, insomma, non mi sento mai completa, dovrei sdoppiarmi. Ci sono allora in termini diciamo generali, ad esempio da un punto di vista estetico, chiaramente Venezia è la città più bella del mondo, è comunque una scenografia, quasi un teatro bellissimo, è insuperabile. Dall'altro abbiamo la piaga del turismo, di cui dobbiamo anche essere grati, perché alla fine economicamente dipendiamo dal turismo, quindi non possiamo neanche permetterci di farli stare a casa. Certo, servirebbe una regolazione affinché questi turisti non vengano a distruggere così con il mordi e fuggi, ma vengano ad ammirare, perché questo è quello che dobbiamo fare con la nostra città. Abbiamo un patrimonio storico e culturale incredibile, l'Italia è probabilmente nel primato assoluto. Invece, ecco, in America Latina quello che possiamo trovare di altrettanto, in spagnolo si dice impactante, cioè che ti dà come un impatto, un colpo addosso quando lo vedi, è la parte naturale. Io sono stata da poco in Amazzonia, ad esempio, è un'esperienza incredibile, unica, così come piuttosto, non so, le cascate di Iguazú, che sono meno conosciute di quelle del Niagara, che sono dentro a una città circondate dal cemento. Invece Iguazú, c'è la terra rossa, è lo scenario di Mission, no? Il film famoso. E poi c'è una differenza anche che io noto, che forse è più vicina al nostro sud dell'Italia, nell'approccio delle persone, che sono estremamente accoglienti e ti mettono a disposizione tutto quello che hanno. Chiaro che si tratta di stereotipi, no? Perché le persone sono molto diverse, al di là di uno è italiano, uno è latinoamericano, ma tra nord e sud c'è differenza. Lo dico sempre anch'io, al nord se suonano il campanello alle 11:30, mezzogiorno, l'una che pranzi, mamma mia, mamma mia. Al sud un posto a tavola c'è sempre, cioè, è vero, perché dobbiamo dirlo, è inutile che ci diciamo che siamo così accoglienti, no, ma anche se arriva un parenti serpenti, da noi invece è questo, perché qualcuno lo deve dire. Però adesso in chiusura, perché ormai il tempo è terminato, vorrei parlare di sicurezza, ecco, questo tema che ormai è all'ordine del giorno. Mamma mia, l'America Latina poco sicura, ma vediamo che anche a Venezia devi stare molto attento quando arrivi, perché tra borseggiatrici e resto bisogna avere le antenne molto alte, non è un bel segnale questo. Ecco, come vedi, cos'è la sicurezza per Silvia Favaretto, italiana e non italiana?
Allora, la sicurezza è un concetto molto ampio, è innanzitutto un dovere di tipo politico, quindi sono i nostri politici che devono occuparsi, fa parte del loro mestiere, quello che lo devono fare, no? Prendersi cura di noi come dei bravi mamma e papà che amministrano la famiglia. Quindi ci devono essere delle regole da rispettare che noi per primi dobbiamo rispettare, perché insomma io mi incaponisco con gli evasori fiscali, perché insomma se vogliamo che le cose funzionino dobbiamo dare il nostro apporto. Se poi noi stessi cerchiamo di non pagare è difficile poi pretendere che le istituzioni funzionino. Poi l'altra questione è anche un po' il fare squadra, no? Il creare un tessuto di tipo sociale di supporto, credo molto anche in questo, altrimenti non avrei un'associazione culturale, il fatto appunto di non isolarsi come dicevamo prima e quindi di spalleggiarsi, di aiutarsi, e questo di prenderlo proprio come visione verso la vita, no? Il mettersi a disposizione in quello che si può. Chiaro che abbiamo tutti degli impegni incombenti, lavoro, figli eccetera, però quando possiamo mostrare generosità e gentilezza verso gli altri è una malattia che poi si diffonde velocissima, perché chi riceve gentilezza ha più voglia di darla. Quindi io credo molto in queste strutture che non vengono imposte dall'alto, quindi dalla politica ufficiale, ma che si creano come un tessuto di sopravvivenza, come il micelio delle piante, no? Sappiamo che se un albero viene abbattuto c'è un tessuto dato da un fungo sotterraneo che quindi non è visibile agli occhi, ma la linfa e tutte le sostanze nutritive di appoggio che gli altri alberi che sono intorno, le altre piante possono dargli, gliela danno immediatamente, e così deve essere. Questo è un simbolo un po' di quello che si auspica che diventi la nostra società. Non solo aspettare che siano le istituzioni, senza togliere a loro il dovere di farlo, ma noi stessi organizzarci in piccole associazioni, in gruppi di vicinato, lo fanno i cittadini, certo, ad esempio, ecco. Anche, sempre senza ossessionarci, nel senso che è importante anche avere una certa fiducia nella vita e nel prossimo, perché sennò la paura ci blocca. Non deve essere un terrore che ci blocca, deve essere una sensazione di comunque prendersi cura di noi stessi e degli altri insieme, ma con serenità, perché la paura è proprio quello che di solito ci tarpa le ali. Grazie a Silvia Favaretto, Presidente Associazione Progetto 7 Lune. Abbiamo parlato di tante cose, riflettete, perché il mondo è uguale dappertutto, questa è la verità. Sì. Che dobbiamo veramente capire che forse anche noi dobbiamo fare la nostra parte, tutto qua. Grazie Silvia, pubblicità. Arrivederci. Allora andiamo a vedere anche questo video, che poi incontreremo anche gli ospiti, che è un video molto bello. Andiamo a vedere Nuovo Bar Vita e Lavoro Montebelluna. A Montebelluna, nella nuova sede del centro diurno della cooperativa Vita e Lavoro, nasce uno spazio nuovo, aperto, accogliente, un piccolo bar che è molto più di un bar. È un luogo dove ogni giorno si costruisce inclusione, dove le persone con disabilità possono sperimentarsi, crescere, mettere in gioco capacità e talenti. Un ambiente protetto ma profondamente connesso al territorio. Guidati dagli operatori, i protagonisti si occupano dell'accoglienza, della preparazione del servizio e della vendita dei prodotti realizzati nei nostri laboratori. Piccoli gesti quotidiani che diventano competenze reali. Questo bar diventa così un ponte con il territorio, un'opportunità per incontrarsi, bere un caffè, scoprire le attività della cooperativa. Un luogo aperto, vicino alle scuole e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Il nuovo bar di Vita e Lavoro non è solo un servizio, è un invito a conoscere da vicino le persone, i loro progetti, le loro capacità, a partecipare alla costruzione di una comunità più aperta, più sensibile, più giusta. Un luogo dove ogni gesto quotidiano può diventare opportunità.
E veramente grazie a Paolo Bellò, Presidente Cooperativa Vita e Lavoro, di essere qui con Mirella, veramente grazie. Parleremo di questa inaugurazione del Centro dei Diversamente Agili, come li chiama Mirella Montebelluna, l'impegno soprattutto per non far sentire soli queste persone. Dovremmo avere anche Giancarlo Antonacci, non c'è ancora, poi lo saluteremo se si collega. Allora Paolo Bellò, com'è la situazione? Perché Mirella è molto preoccupata questa mattina. Sono partita arrabbiatissima dopo la situazione che ieri ho avuto segnalata da una signora del marito che doveva fare questa riabilitazione lunedì e non riusciva a venirne fuori, non capiva, ci vogliono soldi, non li hanno, tutti chiedevano soldi per fare il trasporto. Come funziona? E poi invece alla fine col mondo del volontariato sono riuscita a capire che si può andare oltre. Il problema è che se abbiamo i nomi e i cognomi riusciamo ad arrivare ad aiutare, ma se qualcuno non ce li dà oppure dicono solo è questione di soldi, non si va da nessuna parte. Ecco, quanto importante è sapere invece a chi rivolgersi, avere dei punti di riferimento, degli obiettivi da arrivare, che è quello che fa il mondo del volontariato. Prego Paolo. Beh, sicuramente avere degli obiettivi è strategico. Senza obiettivi non si va da nessuna parte. Noi nel nostro piccolo in 4 anni abbiamo pianificato la costruzione del nuovo centro e siamo riusciti a realizzarla e adesso ne godiamo i frutti. Però chiaramente siamo partiti 4 anni fa. 4 anni fa con l'impegno di tutti, la collaborazione del personale, la collaborazione della parte dirigenziale anche della cooperativa. È stato un lungo cammino, un lungo sforzo, però alla fine paga, c'è la volontà, l'essere in mezzo anche al volontariato. Avere le persone che ci vengono incontro, avere la generosità delle persone che ci aiuta. Pensi che tutto il centro di Montebelluna Nuovo, tutto l'investimento è fatto con i costi della cooperativa. Nulla è arrivato da nessuna parte. Ma come mai secondo te Paolo la politica è così lontana dal mondo del volontariato che dico sempre che dovrebbe vergognarsi a farci girare col commercialista, dobbiamo pagare per fare i volontari, una burocrazia che ci uccide, questi stage, io capisco per carità che ci sono anche chi deve farli per la sicurezza, per tutto, ma non possono fare sempre un caglierone, mettere davanti la sicurezza. Ecco, anche qua mi sembra cambiamo nomi in continuazione, ma alla fine rimaniamo sempre là, non è che facciamo passi avanti, anzi la burocrazia ha ucciso tante associazioni, non sono riuscite a stare a galla ed è una perdita veramente terribile per il volontariato. Prego. È vero, la burocrazia continua sempre, per quanto dicono di snellirla, continua ad essere il macigno che abbiamo di fronte, che dobbiamo in qualche maniera superare. Cosa dire? Non c'è granché, bisogna che chi governa sappia le difficoltà, capisca le difficoltà del volontariato e prenda come modello anche il nostro Veneto proprio per cercare di snellire un po' di più, di dare un po' più di aiuto alle piccole cooperative che poi si rappresentano l'anima del tutto. Devono essere aiutate, devono essere seguite, devono essere alimentate. È chiaro che poi controllate anche, perché no? Chi sbaglia, chi fa male deve essere colpito, però andiamo con il bisturi a tagliare dove bisogna tagliare, esatto, e non generalizzare e colpire tutti per aver paura di quelle poi piccole mosche bianche che bravo, a volte, ahimè, perché la maggioranza è per bene, questa è la verità. Per la maggioranza, io da quello che ho visto in 30 anni che sto in mezzo al volontariato, la maggioranza è sana e questo lo dimostrano i fatti, lo dimostrano, basta andare in giro, però c'è la burocrazia, effettivamente è quel che le lega, perché poi ogni
piccolo cavillo serve per creare altre burocrazie, altre... Andiamo a vedere questo video per capire questa sede, questa vita e lavoro, questa nuova sede, l'impegno di Paolo Bellò e di tutta la squadra, perché anche questo è avere la squadra per andare avanti, da solo non si va da nessuna parte. Andiamo a vedere. Allora, mi diceva adesso Paolo, intanto che guardavamo questa sede, questa bellissima sede fatta dalla tenacia di questo uomo che ha centrato l'obiettivo, è che io adesso devo pensare a quelli che hanno più di 67 anni. Sì. Ecco, perché non finiamo mai di stupirci dove che il volontario vede già oltre, ecco, ha già visto che si deve muovere anche in altre direzioni. Prego Paolo, e complimenti. Certo, c'è il mondo della disabilità che oltre i 67 anni deve far capo alle case di riposo, che a volte però, nonostante che per carità alzo le mani sulla loro professionalità, non riescono a capire le necessità della disabilità. È un'altra cosa. È un'altra cosa. E quindi stiamo pensando a come fare, speriamo anche che nei prossimi periodi, magari con la nuova giunta regionale, ci siano anche dei finanziamenti ad hoc per questo, per andare a colmare uno spazio che è lasciato vago. Allora, quello che ha colpito in questi giorni è che era uscito l'articolo anche su diversi giornali dove le rette si dovevano pagare piene perché la regione non aveva più dato i soldi, aveva chiuso, ecco, i salvadanaio perché non c'erano più soldi. Poi è uscito l'articolo e all'improvviso i soldi sono arrivati. Fatalità sotto elezioni, dopo pensare male si fa peccato ma qualcuno ci azzecca, sotto elezioni all'improvviso arriva tutto dove da anni e anni magari si cerca di chiedere, di capire l'importanza di queste strutture, di aiutare queste fragilità, perché la fragilità non ha età, la fragilità parte da quando nasci a quando muori. Ecco, ma perché la politica è così lontana? Perché noi abbiamo veramente delle situazioni a dir poco imbarazzanti che non sappiamo dare risposta, e nelle strutture non ci sono posti, ma non ci sono neppure strutture, perché non dobbiamo mettere tutto assieme, dobbiamo dividere, non puoi mettere, come diceva, ecco, questa meravigliosa moglie, madre, donna, il marito con l'Alzheimer giovane in una residenza per diversamente giovani. Bisogna costruire, ecco, io penso che magari le case di comunità, visto che se ne aprono pochissime, magari cercare di far diventare qualcos'altro, visto che sono soldi spesi e sono là vuote e chiuse, ecco, con tutto quello che c'è da fare e da dare. Prego Paolo. Noi stiamo ad esempio adesso studiando anche a Villafietta, a Possagno, di andare a riutilizzare la villa. Abbiamo fatto un'equipe con gli istituti filippini, con la cooperativa Castelmonte, noi Vita e Lavoro, Chiricù, un'aggregazione di cooperative per vedere di riutilizzare, mettere a fuoco, riutilizzare un bene che altrimenti rimaneva lì. C'è bisogno di diversificare anche le risposte, perché non sempre si trovano risposte giuste per le persone. Vedi, l'avevo cercato di fare anch'io a Villa Margherita, tanto è vero che Villa Margherita non era solo dei veneti schiacciati dalla crisi, ma avevamo messo dentro, tu lo sai, tante associazioni di volontariato, sì,
per cercare di far riaprire questi tesori che abbiamo chiusi da anni. Il problema è che ci hanno mandato via senza sapere neanche perché e per come, senza sederci attorno ad un tavolo per capire come fare, cosa fare, dove investire, anche se il sindaco di Treviso avrebbe detto che non l'avrebbe più chiusa, l'ha detto pubblicamente, e poi all'improvviso ci ha chiuso, ti ha mandato via perché non è agibile. Questa è stata la risposta. Ma bisogna capire cos'è l'agibilità per la politica quando vuole mandarti via. Ecco, trova sempre il pretesto perché quel posto a qualcuno faceva gola e dava fastidio quello che stava nascendo. Tanto è vero che aveva anche detto il sindaco Conte che i fondi del PNRR erano destinati, avrebbe cercato di capire come investire per dare appunto questa possibilità, questa villa bellissima a 2 passi dalla città. Pensate, non abbiamo un ostello, abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo, non abbiamo un ostello. Adesso si sta cercando di fare da un'altra parte, però capisci bene che il mondo del volontariato è calpestato, nonostante tu dai, cerchi di disturbare il meno possibile, di non chiedere niente, e là ti seguono nel modo più brutale, perché poi non ti chiamano più, ecco, non hanno neppure il coraggio di confrontarsi. Ma cos'è il confronto invece per il volontario, quando noi invece ci guardiamo negli occhi e diciamo guarda che così non può funzionare, dobbiamo fare squadra, unirci? Prego. Nel mio caso probabilmente sono un po' più fortunato perché riusciamo a parlare anche tra di cooperative, riusciamo nella parte asolana, c'è molta apertura tra cooperative, ci troviamo a tavoli, cerchiamo di discutere. È chiaro che poi quando parliamo di investimenti, parliamo di cose impegnative, importanti, c'è bisogno di guardarsi negli occhi e capire come, cosa. E là deve intervenire la politica, perché da solo come fai? A volte deve intervenire la politica, non ce la fanno, non riescono, non vogliono, non lo so, però noi non ci fermiamo. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite e a tutti quelli che sono in ascolto. Allora, noi cittadini non sappiamo più cosa fare, ma veramente siamo alla disperazione, perché se trattasse solo del sindaco, del presidente della regione, ma anche per tutti quelli che fanno i bandi, per tutti i tecnici, che veramente sembra che sia cioè senza più niente di senso. Allora, per noi anziani e disabili eccetera c'è il nulla cosmico e tu che cerchi di darci veramente una mano devi sempre da ringraziarti. Ma come dici tu, perché deve esserci una Mirella, che la Mirella, per quanto tantissimo, non può certo far tutto, è proprio la base che è follia. Allora, per gli studenti in 3 mesi gli ha fatto mi sembra 200 posti, mini appartamenti in 448 stupendi. Allora, dove vogliono fanno? Altro esempio di follia pura, Teogosa nomina l'ex villa di Galan, che è meravigliosa sui colli, 40 stanze, qualcosa da sogno, è stata data in affitto per 45 anni, mai sentì una roba del genere, a 30 euro al mese. Non per mettere dentro persone che hanno bisogno, per mettere dentro niente, nessuno, però associazione culturale, non si ha capito cosa chi farà o cosa farà non si sa. È proprio questo che è disperante, perché è proprio alla base che non vede senso. Viene dato dei nostri soldi, i nostri soldini vengono sperperati e pochissimi vanno nel verso giusto, per forza che non funziona niente. Se mi permetti, volevo chiederti, non certo parlando di partiti eccetera, ma come cioè dobbiamo scrivere quando andiamo per le elezioni, domani e dopodomani, con questa storia che mi sembra solo fatta per confonderci, che non bisogna mettere 2 preferenze dello stesso sesso, ma visto che i candidati presidenti sono tutti maschi, e là per forza bisogna fare la X sul partito o sui partiti che li hanno messi insieme, perciò là c'è già un maschio, giusto per Fosside, tutti maschi. Dopo, sulla preferenza, se noi scriviamo una persona di sesso maschile, basta o possiamo, cioè
Ti chiedo spiegazioni, che ne sei più di Devi scrivere una persona di sesso maschile e una di sesso femminile, da qua non ci piove, o una sola, non puoi fare due dello stesso sesso, è semplicissimo Paola, e questo hanno previsto così e così devi fare, sennò viene annullata la scheda, questa è la verità. Perciò se metti due croci con due sessi uguali, o maschile o femminile, la scheda viene annullata, perciò devi scegliere o una oppure una femmina, una femminile e una maschile, vero Paolo? Sì. Ecco, conferma anche Paolo, perché è giusto capire che ancora c'è confusione, perché facessero le cose semplici, no, il sì diventa no, il referendum il no diventa sì, guardate, veramente è da mettersi, come dice Paola, e ha ragione, le mani nei capelli. Però per continuare, ecco, l'importanza però è di raggiungere l'obiettivo, è inutile che ce la giriamo, dobbiamo rimboccarci le maniche, è vero Paolo? È vero che sì, ci crediamo, arriviamo, il problema è che non puoi fare parte dei cerchi magici per arrivare. Ecco, giustamente Paola dice una cosa importante: quando vengono fatte le assegnazioni, visto che sono anche beni nostri, vorremmo capire e avere trasparenza, perché il cittadino vuole trasparenza sui soldi che vengono impiegati, sulle donazioni, su tutto. Per quello io faccio vedere, mi dico no, ma tu fai vedere, ma non è giusto, c'è chi fa il silenzio, e chi se ne frega di quelli che fanno il silenzio. Siccome sono soldi che danno a me personalmente, alla mia associazione, è giusto far vedere anche come distribuisco questi soldi, ma che problemi ci sono? È facile dire lo faccio, fammi vedere però che lo fai. Paolo, perché anche qua è un punto di domanda. Ad esempio, quando abbiamo realizzato il bar, tutto l'arredo è stato fatto con un finanziamento delle Banche Terre Venete. Avete capito? Abbiamo partecipato al loro bando, abbiamo fatto il progetto e è stato finanziato, e nel bar infatti c'è la targhetta offerto è giusto, come i pulmini per i diversamente agili, che abbiamo sempre le scritte. Un'altra persona a noi ha lasciato circa 16-17 mila euro, con i quali abbiamo arredato la cucina nuova, e anche lì abbiamo messo, Aligi Bergamo offre o portare, quando ti fanno anche delle donazioni importanti a questi diversamente agili o diversamente giovani, portarli in vacanza, portarli in gita, cioè sono veramente delle situazioni che noi dobbiamo dire, dobbiamo far vedere, però non è che piovono sempre dal cielo queste donazioni. Lei conosce anche la nostra comunità alloggio, ultimamente c'è stato un donatore che non vuole essere menzionato, che ha donato 25 mila euro. Avete capito? Per la comunità. Perché succede anche questo, non vogliono essere nominati, tu fai che mi fido, e queste sono, ecco, dobbiamo anche ringraziare, vero Paolo? Ecco, queste persone sono quelle che danno la linfa a tutte le nostre attività. Quello che però volevo chiederti, Paolo, e ti ho invitato anche per questo, è capire come mai il mondo dei diversamente agili è così penalizzato nel mondo del lavoro. Cioè, io ho avuto diversamente agili tante persone, anche di varie età, hanno diplomi, hanno tutto, però non riescono a trovare un lavoro, anche se la legge lo prevede, l'azienda dovrebbe, però anche i sindacati dicono i conti non tornano. Oppure quella signora, quella donna, quella scrittrice che inviterò anche fra poco, perché dovrebbe aver finito di scrivere il libro, che ha detto certo che ho lavoro, ma non mi fanno far carriera, non riesco ad avanzare, non mi lasciano, eppure sono pronta per fare questo. È una questione di cultura, è una questione di cultura. Noi cominciamo adesso fin da ragazzi, andiamo nelle scuole, perché è una questione di cultura. La disabilità deve essere un fattore normale. Allora, se culturalmente diventiamo normali, allora le porte si aprono. Tutti gli sforzi che stiamo facendo noi è proprio quello di aprire le porte perché ci sia la cultura a venire. Se pensiamo a 70-80 anni fa, chi aveva un figlio disabile lo chiudeva dentro casa. Oggi invece deve uscire.
deve uscire per entrare nel... Ma perché c'è ancora questo stigma di certe famiglie che ancora, perché noi diciamo quelli che lo fanno, ma pensiamo a quelli che non lo fanno, e guarda che ce ne sono parecchi e che non emerge questo problema, perché loro non possono difendersi, Paolo, sono fragili, siamo noi che dobbiamo sconfiggere questa cultura di aver paura chissà di cosa, come il normodotato lo faccio vedere, ma questo no perché lo strumentalizzi, no, sei tu che lo strumentalizzi, che non gli fai fare la quotidianità. Ma i peggiori, che mi scusino perché rispetto tutti i genitori dei disabili, li rispetto tutti, però a volte i peggiori nemici sono proprio i genitori, perché tendono a proteggerlo, perché tendono a creare una sfera attorno a loro di protezione. E questo non va bene, non va bene per un normodotato, ma non va bene neanche per un disabile, perché il tanto menzionato progetto di vita prevede che loro siano accompagnati sulle loro volontà, sui loro desideri. Come tutti possono cadere, però noi siamo a fianco a loro per cercare di rialzarli e fargli prendere un altro cammino. Paolo, non pensi che sia arrivato anche il momento che, visto che ci sono questi CEODO veramente dove questi ragazzi lavorano, ecco, accompagnati dai loro educatori, ma nel momento che questo ragazzo vedi che è in grado di lavorare, di fare quel tipo di lavoro, tu lo devi assumere. Sì. Tu azienda che sei all'interno del CEODO, che ti fanno questi prodotti, nel momento che questo ragazzo sa fare, tu lo devi assumere, deve lavorare questo ragazzo, accompagnato magari, perché si può, visto che ce li abbiamo, accompagnato ma inserito nel mondo del lavoro, no continuamente che rimanga all'interno di questi centri, oppure di trovare Paolo, Mirella o altri che cercano invece di inserirli nel mondo del lavoro. Prego. No. Allora, finché stanno dentro i CEOD sono didattici i CEO, quindi qualunque attività viene fatta in forma didattica per imparare. Una volta preparati al mondo del lavoro vengono inizializzati verso tirocini, verso il vero mondo del lavoro. Una volta fatto il tirocinio si passa all'assunzione. Questo è un iter che sia vita e lavoro come ramo B, ma sia anche vita e lavoro verso terzi, fa quotidianamente. È chiaro che è un lavoro difficile, perché non tutti possono arrivare, non tutti, però quelli che arrivano, però li inseriamo sia sotto l'aspetto del lavoro, ma anche sia sotto l'aspetto della vita normale, quotidiana, poter andare ad abitare da soli. Ma questo cammino, il più delle volte, che deve partire da giovanissimi, è ovattato dal mondo dei genitori, e qui l'appello è grande ai genitori: lasciate lavorare il personale che sta nei centri, perché è altamente specializzato e riesce a tirar fuori dai vostri figli quello che è giusto. Però Paolo, io ho avuto i sindacati tutti e i conti non tornano. I conti non tornano, Paolo. È inutile che noi giriamo che questo percorso prevede queste tappe, questi step e poi c'è l'inserimento. Non c'è, Paolo. È inutile che diciamo. Io ho avuto un ragazzo recentemente che non trovava lavoro, nonostante il diploma di alberghiero, ma addirittura lo hanno mandato via anche da una sagra con la mamma. Lui voleva aiutare. Capisci che culturalmente non siamo preparati, perché si ha ancora paura di inserire questa persona, perché gli trovi delle cose che non esistono. Non saprà lavorare, non saprà muoversi, devo stare attento a lui invece che devo andare avanti col lavoro. Cioè, culturalmente dobbiamo crescere o no, Paolo? Culturalmente dobbiamo crescere passi da gigante. Quello che stiamo facendo adesso è muovere le prime briciole in un deserto, no? Però
da briciola nasce briciola. Io parto sempre con la fiducia del volontariato, no? Che il volontariato porta sempre sulle spalle la fiducia. La fiducia è che comunque oggi è meglio di ieri e domani dovrà essere meglio di ieri e di oggi. Solo così riusciremo a portare con calma la comunità ad essere aperta, ad essere ricettiva, e tutti gli appuntamenti, vedi il bar che abbiamo realizzato a Paderno, vedi il bar che ha realizzato adesso a Montebelluna, sono punti per invitare la gente ad avvicinarsi. Ad avvicinarsi. Dobbiamo fare così. D'estate ci sarà la possibilità anche a Montebelluna di poter mettere i tavolini fuori, ma in area protetta, perché le mamme possono venire con i loro bambini, perché ci sia la comunione tra tutti, la comunità vera, quello che una volta erano le vecchie famiglie patriarcali dove stavano tutti nel cortile, tutti quanti assieme. Esatto. Questo messo con una veste nuova è stato realizzato a Montebelluna, il centro all'interno di un contesto abitativo nuovo, dove spero ci siano tanti bambini, dove spero che ci sia tanta vita. Andiamo a Vicenza, questo servizio Maltauro anziani giovani. Andiamo a vedere e a sentire. Veneto con vista sul futuro. L'età media è in crescita e se le province di Rovigo e Belluno sono le più vecchie, Vicenza con un'età media di 46,2 anni è tra le province più giovani con Verona e Treviso. Servono dunque politiche ad hoc, non solo per i più giovani ma anche per i più anziani, con esigenze che richiedono risposte differenti. Su questo fronte Jacopo Maltauro di Forza Italia lancia 2 proposte. Sono 200.000 gli over 65 in provincia di Vicenza, circa 185 anziani ogni 100 giovani. La fotografia è molto chiara e su questo dobbiamo prendersi cura dei nostri anziani lanciando una proposta precisa. Non possiamo costruire case di riposo ex novo che costano milioni di euro, dobbiamo investire sull'assistenza domiciliare. Quindi la Regione deve farsi carico della formazione gratuita per i nostri OS, per chi intraprende la professione che porta ad assistere da un punto di vista domiciliare i nostri anziani, e possa essere una formazione garantita dalla nostra Regione. Ma per sostenere questi costi dobbiamo far sì che i giovani non scappino da questo territorio, e per far questo serve un assessorato regionale alle politiche giovanili che si occupi della nostra generazione, che solo nel 2024 ha visto più di 1500 under 30 lasciare questo territorio. Più giovani per sostenere i nostri nonni. Allora, come commentiamo, Paolo, questo servizio molto importante, perché dobbiamo anche programmare, pianificare anche il futuro, non è che queste persone hanno chissà cosa e chissà quanto tempo, dobbiamo cercare io dico sempre di farli atterrare dolcemente, o sbaglio, Paolo? Certo, questo è un pensiero che va risolto. Vero è che l'assistenza domiciliare con sempre più tanti anziani è l'unico sbocco a breve periodo. Questo non significa cancellare le case di riposo, per carità, perché ahimè... no, poi perché funzionano, cioè non bisogna sparare sul mucchio. Non si certo. spara sul mucchio, però incentivare la possibilità di raggiungere in qualche modo gli anziani a casa da soli è un altro dei pensieri a cui stiamo pensando, per vedere di fare una sorta di telefono amico. Ma non è che abbiamo già tutto, basta solo fare squadra, nel senso, cosa ha bisogno questa persona? Allora io do l'ascolto, io do la borsa, tu lo porti a fare le visite, cioè perché noi non è che ci manca qualcosa, il problema è che non facciamo squadra, Paolo, e queste persone non ci conoscono. Esatto, ci manca chi fa la regia, appunto. La regia del tutto. E perché non farla fare a disabili? Esatto, bravissimo. No? Che sarebbero anche in grado di farlo. Che sarebbero anche in grado di farlo. È un altro dei miei crucci che ho da dover realizzare,
però serve tempo per tutto. Allora andiamo a vedere anche questa presentazione del Circolo Pensionati Cendon, che è molto bella, dove Mirella li ha intervistati per capire chi sono. Andiamo a vedere. Presentazione Circolo Pensionati Cendon. Adesso dovrebbe partire il servizio, perché dobbiamo iniziare a capire insomma chi abbiamo. No, c'era anche il servizio, centro anziani, Cendon, vabbè, non importa. Allora Paolo, visto che non abbiamo il servizio questa mattina, quello che volevo capire è che bisogna attenzionare, non c'è niente da fare. Io direi anche che sarebbe utile cercare di unire le forze, i diversamente agili, come li chiamo io, con i diversamente giovani. Invece facciamo sempre tutto diviso, noi dividiamo uomini da una parte, donne da un'altra, bambini da una parte, bambini da... Cioè dobbiamo iniziare a parlare di persone che possono lavorare, stare assieme, aiutarsi. Prego Paolo. L'unione, guardi, se noi siamo aperti a Montebelluna da settembre, no? È stata inaugurata, e abbiamo avuto anche richiesta da parte di anziani che vivono soli a casa di poter mangiare lì da noi. Esatto. E ogni giorno viene lì, mangia da noi, sta con noi, gioca con i ragazzi e poi torna a casa sua. Ma tornano a casa con un altro spirito. Tornano a casa con un altro spirito, si vedono più gratificati, trovano quelle, chiamiamole coccole, che magari non hanno la fortuna di avere nipotini attorno, che sono tutti appuntamenti da dover trovare, finalizzare e rendere realizzabili. Però Paolo, si parla, ma mi sembra che si faccia poco. Noi proponiamo, facciamo, organizziamo, però alla fine quello che ci rimane in mano è veramente poco, un pugno di mosche. Invece noi dobbiamo capire che la popolazione diversamente giovane aumenta sempre di più, con molti acciacchi, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di supporto, e forse anche questi diversamente giovani potrebbero essere veramente importanti per queste figure. E che è quel che non uniamo, non si unisce. Là è il grande problema che io cerco di trasmettere al mattino in questa trasmissione. Ma vediamo, io ci credo. Anch'io. Io credo che creando le occasioni, cioè il centro di Montebelluna è nato come centro aperto. Ho visto. Proprio per dire: adesso abbiamo aperto il bar, ci stanno chiedendo di fornire anche il pane, ci stanno chiedendo di fare l'orto. Noi cerchiamo di rispondere a tutte le esigenze che il territorio ci chiede, esatto, proprio per essere aperti, per creare una goccia di nuova mentalità dove la comunità è univoca. Vedi Paolo, io ho avuto anche il presidente del Palio di Montebelluna, sì, dove ho detto che il prossimo anno sarebbe bello che all'apertura del Palio fosse fatta dai diversamente agili. Ma e lui mi ha detto: ma che bella cosa, una bella idea, sì, ci penso e lo facciamo. Tenga conto che tieni conto che con il presidente del Palio abbiamo collaborato insieme anche nell'inaugurazione del centro. Proprio è stato il Palio proprio con i diversamente giovani. Noi andiamo a preparare le tavole. Però loro di apertura, e lui mi ha detto che lo farà quest'anno, lo devo anche sentire chiamare, perciò ti dirò, chiamerò anche te, perché sarebbe molto bello finalmente vedere l'apertura del Palio con queste meravigliose creature che sono sempre di un'allegria incredibile, che se anche non ti conoscono ti baciano,
baciano, ti abbracciano, ti rendono felice, riesci a staccare la spina solo quando ti vengono incontro, perché il loro mondo non c'è niente da fare, loro sono così. Senti Paolo, però per fare questo bisogna unire le forze. Ecco, io ti prego di far capire che non dobbiamo solo andare a Montebelluna per unire le forze, come hai detto tu, nell'Asolano, dove c'è una mentalità forse anche diversa, ecco, nell'accoglienza, nell'aiutare, perché dove siamo in tanti dobbiamo aiutarci tra di noi, però bisogna che facciamo squadra, perché ognuno sa fare le proprie cose, perché qui ormai tutti facciamo tutto e alla fine poi ci ritroviamo come ci ritroviamo. Invece se anche noi facciamo un passo indietro e riusciamo a capire chi siamo e cosa facciamo e come possiamo aiutare, forse riusciremo, forse anche che la politica ci ascolti, perché sai, in politica divide e impera. O sbaglio? Prego, sì. Paolo. Noi ci siamo, siamo sempre disponibili al dialogo con tutte le cooperative per rispondere alle esigenze che ha il territorio. Nell'Asolano siamo riusciti in più progettualità, c'è anche con un progetto fatto con Castelmonte e Chiricù siamo andati a fare e farcela. Creiamo posti di lavoro andando a lavorare per i comuni nella digitalizzazione di tutti i documenti, quindi che è il progetto Trill Building si chiama, e è partito già a Treviso, è partito a Castelfranco, sta partendo a Conegliano. A Treviso dove? Perché io non so niente di questa cosa. A Treviso in comune. Ah, il comune di Treviso, perfetto. Tu lo sai, io non lo so, va benissimo sta storia, mi fa piacere che l'hai detto. No, perché è importante capire come funziona, capite? C'è chi lo sa e chi non lo sa e non lo saprà mai, però è così che funziona, perché è così perché per questo motivo andiamo molto male, questo lo dico io, perché è la pura verità. Io non devo essere simpatica o antipatica, loro devono guardare quello che fai, cosa metti nel piatto, cosa produci con la squadra che hai, invece di guardare altre cose che non interessano a nessuno, ma questo è il mondo di certe politici o politicanti, come vogliamo chiamarli. Come ci saluti, Paolo? Vi saluto con un invito, venite a Montebelluna, noi siamo lì aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato e vi accoglieremo alla nostra maniera, come sappiamo fare noi. I ragazzi sono lì, vi accoglieranno con un sorriso, vi accoglieranno in maniera gentile, facendovi vedere tutti i loro prodotti, tutto quello che fanno e magari portandovi anche a fare un giro nel loro nuovo centro. Con queste belle parole ringraziamo veramente tantissimo Paolo Bellò, che ha portato in evidenza anche l'importanza della squadra, di essere uniti, sì, di dare veramente voci a queste persone. Se mi permette, io velocissimo ringrazierei dal direttore ai coordinatori, al personale, bravo, a tutti i ragazzi, a tutta la mia squadra, perché se sono il presidente di Vita e Lavoro rendono orgoglioso me di esserlo. Mi sembra che più di così non poteva dire. Grazie Paolo, complimenti ancora a Paolo Bellò e a tutta questa meravigliosa squadra. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno, lo daremo a Lorenzo. Ciao e ci vediamo. Ciao grande famiglia dei Veneti Schiacciati, oggi siamo a Fisso d'Artico. Qui siamo su una casa fatiscente, non c'è riscaldamento, c'è un caos totale. Ma come si può vivere così, Lorenzo? Non si può vivere così per necessità, purtroppo. Cioè, questa non è abitabile secondo me, questa casa. Infatti è stato prossimamente. Cioè, se voi vedeste cosa vuol dire essere qua dentro, è una cosa che non so se le telecamere riusciranno a farvi vedere. È una cosa incredibile, queste non sono abitazioni, non si possono neanche chiamare toguri, cioè qui non si può dare l'abitabilità su questi posti qua, non si può
abitare in questi posti. No, non si può, ecco, non si può. Allora raccontami un po' di Liliana, che noi interessa Liliana. Allora Liliana è in ospedale. La salutiamo tantissimo, l'abbracciamo e purtroppo tu sei in queste condizioni. Sì. Ecco. Lavori? In cerca di un posto di lavoro, qualsiasi lavoro sia. Che tu qua non hai luce, non hai niente? No, la luce fortunatamente la luce ce l'ho, mi manca il discorso del gas e del riscaldamento. Mi lavo, sono così. Sto passando al freddo del cielo. Allora Lorenzo, questo è l'assegno della grande famiglia di Veneti Scherzati. Tu sai che questo assegno è monitorato, perciò tu dovrai spiegare tutte le spese che sosterrai, perché questo serve a te e a Liliana per combattere questa crisi che sta attraversando un po' tante persone. E mi raccomando, cos'è che vuoi dire, Lorenzo? Un grosso grazie a te Mirella, che sei una grande. E tutto il reparto della Veneta. E capisco profondamente le persone malate, perché sto passando una vita tremenda, di quelle che andando su e giù per gli ospedali si capiscono di più le problematiche delle malattie, delle problematiche delle persone. Comunque tu l'assisti durante la notte. Sì. No, è bravo su questo. Noi ti abbiamo dato anche la possibilità di andare a trovare Liliana, perché per andare a trovare lei è ricoverata a Padova, perciò servono anche soldi per spostarsi. Allora noi vi salutiamo, ringraziamo tanto la grande famiglia di Veneti Scherzati e cosa dire, un bocca al lupo a questa povera gente qua. Grazie. Ciao.